È partita la diretta. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in questo momento di confronto. In questo momento di confronto tra le radioagenzie e le radio del nord. Non tutti l'hanno fatto, ma noi siamo riusciti insieme all'associazione, siamo tutti importanti. Io sono Vincenzo Monaco del comitato per il no al taglio dei parlamentari. Per noi è un appuntamento importante questo. Tutto il lavoro preparatorio, grazie alla collaborazione di tanti, le associazioni giovanili nostra, Senila Sardine, Camina Noa e tantissime altre in tutta la regione, hanno permesso di sciogliere il ghiaccio che conteneva la comunicazione rispetto alla presa di coscienza di questo referendum. Un referendum che per noi è vitale, un referendum che ha una sua importanza anche storica. Non è banale e quindi bisogna affrontarlo con un senso di responsabilità. Abbiamo una grande responsabilità per il futuro dei nostri figli, nipoti e pronipoti. Sono presenti dei relatori, mancano due signore che abbiamo invitato, non riusciamo a rintracciare, sicuramente ci sarà stato qualche problema che impedisce di essere qui. Man mano che procediamo, il coordinamento di questi lavori è affidato a me, Antonio Minisola, che rappresenta l'associazione Siamo Tutti è un comitato. Io ringrazio veramente tutti quelli che in questi giorni si sono attivati, no? Sia del sì che del no, per cercare di comunicare, di parlare, di incontrare e di far capire le varie e specifiche motivazioni. Stasera abbiamo delle persone importanti, vi presenterà Antonio e penso che il livello di conoscenza aumenterà nei nostri concittadini che domenica e lunedì andranno a voto. Questi lavori sono ripresi dal Manifesto Sardo e diffusi in un sito su Facebook, nel sito manifestosardo.org e nel sito Facebook del Manifesto. Ci sono buone presenze, temevamo di avere la folla tenuto conto che i posti sono limitati per motivi di coronavirus. I relatori sono autorizzati a abbassare la mascherina quando fanno l'intervento e poi la persona. Inizierà Laura Orti, adesso verranno presentati tutti gli altri, che rappresenta la voce delle nostre donne, una voce importante che forse non abbiamo sempre ascoltato con la giusta attenzione e ai quali non abbiamo dato il giusto spazio. Noi abbiamo cercato di recuperare un problema di rappresentatività di genere e dovevano intervenire anche Paola Pillizio e Luana Farina, penso che poi più tardi verranno, al limite la loro relazione la presenteranno durante il corso del dibattito. Dopo le relazioni c'è il dibattito, io andrò in giro a prendere i nomi di chi vuole intervenire, ecco Luana Farina. No, non ti preoccupare, accomodati dove c'è posto, cioè tra di noi. No, qui non stavo. Guarda, eccolo qua il posto, vieni qua. Va bene, adesso piano piano chiediamo a 3 di stare sul tavolo e gli altri 3. È la cosa ideale. Così, ecco, ma la presentazione era da fare in collettivo in gruppo. Quindi vi ringrazio. Togli la mano da lì. Lo so. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Quindi diamo inizio ai lavori. Io avevo un compito che mi è stato dato il più spiacevole naturalmente ed è quello di contenere i tempi. L'iniziativa è fatta per informare, per confrontarci in maniera civile
con le varie opinioni del sì e del no. Io sono Antonio Minisola, del comitato Siamo Tutti Importanti, e comincio a dare la parola quindi a Laura Rotto. Grazie. Buonasera a tutti. Io rappresento l'Ostra, il Comitato Giovanile per il Referendum Costituzionale. Ai giovani viene sempre detto che non si interessano di temi importanti, che sono svogliati, che non si informano, vengono cioè criticati. Poi finalmente i giovani scendono in campo, fanno sentire la loro voce su questi temi importanti, si informano, danno la loro opinione, alzano la voce, vanno in piazza, causa Covid, e vengono criticati comunque. Non avete esperienza, ci dicono, siete troppo giovani, lasciate fare gli adulti, siete incompetenti. L'Italia è un paese a cui non piacciono i giovani e le donne. Figuriamoci poi una giovane donna. Il Comitato Nostra nasce dall'idea di alcuni studenti universitari che si sono guardati negli occhi e hanno detto: noi dobbiamo fare qualcosa. In poco tempo il Comitato ha ottenuto consensi di interesse proprio da parte di giovani che sono nati i coordinamenti territoriali. In Sardegna noi siamo a Sassari, coordinati da me, e poi nella città metropolitana di Cagliari, coordinati da Andrea Zuzas. In tutta Italia attualmente abbiamo più o meno 1200 iscritti. Ma perché i giovani sono contrari alla riduzione del numero dei parlamentari? Perché li penalizza, ci penalizza. I giovani sono la parte meno rappresentata della popolazione. Non starò qui ovviamente ad entrare nel merito di tecnicismi, questa riforma renderà le piccole comunità meno rappresentate, le minoranze etniche, linguistiche, così commentario così lineare, senza correttivi, porterà a delle distorsioni sulla rappresentatività e ad un allargamento dei collegi elettorali e quindi a un allontanamento ancora più evidente e netto tra eletto e elettore. Mi limiterò appunto a elencare i motivi per cui noi giovani dobbiamo votare no. Con la riduzione del numero dei parlamentari sarà ancora più difficile accedere al Parlamento da eletti. Meno seggi uguale necessità di più voti. E chi ha la possibilità di ottenere più voti? Chi ha la capacità economica per avviare una campagna elettorale che lo porti ad essere visibile ovunque nel territorio di interesse, i grandi partiti dunque e i più ambienti. Perché, ammettiamolo, la politica è elitaria e non dà spazio a chi non ha risorse. Figuriamoci poi nel caso che ne servano ancora di più di risorse. Non è vero che la riduzione del numero dei parlamentari porterà i partiti a selezionare i migliori. Così si sente meglio? Più vicina. Così? Ok, allora alzo la voce. Grazie la voce. Ok, scusate. Scusate. Cioè, non è vero che la riduzione del numero dei parlamentari porterà i partiti a selezionare i migliori per avere una certezza di essere riconfermati nella legislatura successiva. Ho sentito da poco un ex parlamentare dire hanno avviato i migliori e io concordo. I partiti avranno ancora di più la possibilità di mandare in Parlamento soggetti facili da controllare per proteggere i propri interessi piuttosto che quelli dei cittadini. Il Parlamento sarà uno strumento nelle mani dei partiti e delle lobby e sarà facilmente manipolabile. Non ci sarà poi un risparmio economico. Cosa sono 57 milioni di euro l'anno? Briciole. Perché si tende sempre a voler tagliare sulla democrazia e non sugli sprechi? Il Parlamento costa troppo? Possiamo ridurre i compensi. Ma se qualcuno l'avesse proposto, chi avrebbe votato sì in Parlamento? È meglio colpire alla pancia delle persone e dire taglieremo le poltrone. Espressione talmente volgare per la dialettica politica che lascia nessun dubbio nei giovani sul perché dobbiamo votare no. Perché non ci sono motivi per votare sì. Noi ovviamente valiamo molto più di un caffè. Il Parlamento non sarà né più veloce né più efficiente nel promulgare una legge o prendere delle decisioni, né magicamente lo vedremo pieno di parlamentari. In Parlamento i lavori vengono fatti nelle commissioni parlamentari e le aule si riempiono per discutere o votare qualcosa. È facile quindi dire che i parlamentari sono fannulloni e che il Parlamento
sempre vuoto, ma 945-600 parlamentari che siano, le funzioni continueranno all'inizio di notte. Per favore delle tenebre, no? Vogliamo vedere i parlamentari in Parlamento? Ok, abbiamo i regolamenti parlamentari. Non rinunciamo nel numero. Stabiliamo che debbano stare 8 ore al giorno per 5 giorni alle Camere, così siamo più contenti. Gli altri stati hanno meno rappresentanti in Parlamento, ok? Non si possono mettere a confronto paesi con assetti realtà totalmente diverse dalla nostra. La comparazione non regge. Potremmo fare un confronto con un paese che abbia la stessa forma di Stato e la stessa forma di governo dell'Italia. Prima togliamo. Il gender gap poi, ossia la disparità di genere, il divario di genere, sarà ancora più evidente perché poterosa o meno, alla fine avranno eletti soprattutto uomini, i soliti, quelli conosciuti, quelli vecchi, i parrucconi della politica, quelli che hanno ancora una visione novecentesca, per non andare troppo indietro, della politica e dei ruoli di genere. A noi giovani non piace essere presi in giro, non piace essere delusi da chi promette più qualità, più efficienza, più risparmio, più trasparenza, ma marcia esattamente all'opposto e fa gli interessi di pochi. Da sarda poi, vi dico che l'idea di perdere alcuni di quei pochi parlamentari che noi abbiamo, a me non piace. Con la riduzione del numero dei parlamentari, alla Camera non riusciremo ad avere nemmeno un deputato per commissione parlamentare. Però in 14 commissioni permanenti noi avremo 11 deputati. E voi davvero pensate che un parlamentare in un'altra regione porterà avanti gli interessi della Sardegna? Manca un sardo in commissione ambiente? Bene, togliamo la Sardegna di più. Manca un sardo in commissione sanità? Bene, togliamo ancora il risorse alla sanità sarda. Dove sta la tanto decantata rappresentanza territoriale che secondo i promotori della riforma verrà mantenuta? Per questi e per altri motivi noi voteremo. Grazie a Laura Ottu, sia per la chiarezza delle idee che ha manifestato che per la sintesi. Adesso diamo la parola a Luana Farina, che interverrà. Che si presenta. Sono Luana Farina e sono la portavoce di Camminare Noa, che è un movimento politico, progetto politico formato da partiti e movimenti che si riconoscono nell'area dell'autodeterminazione e dell'indipendenza del popolo sardo. Provvedimenti a medio e lungo termine. Riforma della legge comunale e provinciale per sopprimere le province e ridefinire i compiti dei comuni, dettando nuove norme sui controlli finanziari. Ordinamento del Parlamento, nuove leggi elettorali per la Camera di tipo misto, riducendo il numero dei deputati a 450 e per il Senato di rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali, diminuendo a 250 il numero dei senatori ed elevando da 5 a 25 quello dei senatori a vita di nomina presidenziale, presi nelle categorie relative tra ex parlamentari, ex magistrati, ex funzionari, imprenditori pubblici ed ex militari. Modifica della Costituzione per dare alla Camera preeminenza politica, nomina del primo ministro e al Senato preponderanza economica. Questo che vi ho letto, che è molto simile a quello che andremo a votare, non è altro che, lo dico per i più giovani, perché sicuramente i più anziani di noi sanno benissimo, è il programma sovversivo, fascista, golpista, massone di Lice Gelli, la P2. Penso che non ci sia niente da commentare
soltanto da fare ognuno di noi le proprie direzioni. Quindi votiamo no, e siamo per il no, assolutamente no, perché ci opponiamo al tentativo di portare a compimento questa involuzione antidemocratica, iniziata allora, stiamo parlando del 1982, proseguita con la cancellazione del sistema proporzionale e poi ritentato nel 2016 da Renzi. Ora questa è la situazione invece che ci propone 5 Stelle e che appoggia il sì. Io vi farò un discorso, perché un discorso diciamo di tipo politico, giuridico del cambiamento, credo che appunto già l'ha accennato chi mi ha preceduto, ma sarà, diciamo, è quello che è più conosciuto, è quello che è più dibattuto da tutti. Io invece voglio fare i conti della casalinga di Pompu o di Bulzi, non mi interessa Bovera, e parlare di cifre. Allora, se c'è qualcosa che è necessario ridurre, per quale sarebbe diciamo, necessario per fare un referendum popolare, sono gli stipendi che ormai non sono più d'oro ma sono di platino, le indennità, i privilegi economici e non solo. O no? Se percepissero questi signori lo stipendio di un funzionario statale, sicuramente la corsa a loro si innalzerebbe automaticamente. E certe sanguisughe che cercano solo una sega, una galera, diciamo in Sardegna, dove incollare la fitta al loro fondoschiena, non avrebbero più voglia di tagliarsi. O no? Ci sono altre spese su cui fare tagli. Solo a Montecitorio, oltre ai deputati, ci sono anche oltre 1000 tra dipendenti e componenti di staff, i cui stipendi sono uguali o più alti di quelli dei deputati stessi. Si arriva a toccare 360 milioni di euro. In totale questi costano il doppio dei deputati. Sommandoli arriviamo quasi a 500 milioni. Mi pare che sia la cifra che si vuole risparmiare, più o meno, in 4 anni. Ci sono poi altri 500 milioni di spese varie di gestione, in totale si sfiora il miliardo. Stesso discorso vale per il Senato. Per esempio, al Quirinale, i corazzieri, tanto per parlare di tagli di spese, ci costano 40 milioni di euro. In un'epoca in cui qualsiasi tipo di organo di controllo, polizia, di Stato, carabinieri e quant'altro, possono provvedere tranquillamente alla tutela, no? di chi sta inquirinando. Quindi questi 40 milioni alla fine servono per pagare figure che sono esclusivamente pittoresche. Veniamo però proprio al sodo dei tagli che si potrebbero fare. Intanto sono dei tagli che sono già stati fatti da questi signori e sono quelli elargiti a piene mani alla sanità privata, che proprio durante il Covid ha dato la prova lampante del suo fallimento. L'abbiamo visto dappertutto, soprattutto nelle regioni che hanno puntato su questo. In ogni caso, in Italia tra il 2010 e il 2019, come segnala l'osservatorio GIMBE, non la Milano, il finanziamento pubblico alla sanità pubblico è stato decurtato di oltre 37 miliardi. Dico 37 miliardi, non 500 milioni, 37 miliardi di euro. O no? Il risparmio sul taglio dei parlamentari invece appunto è stimato 500 milioni di euro a legislatura. Guardate, sarebbe sufficiente, no? Non regalare la stessa cifra a Matteruglia in Sardegna per una sanità privata fallimentare, che già quei soldi sarebbero recuperati, che come chi mi ha preceduto corrispondono
al costo di un caffè giornaliero per ogni contribuente italiano. Ci sono anche altri tagli importanti da fare, che riguardano in particolare la Sardegna, e sono i tagli agli armamenti. In Italia le spese militari si attestano su 26 miliardi, e siamo sempre sui miliardi, non stiamo parlando di 500 milioni l'anno, senza contare il 1,5 miliardi che elargisce il Ministero delle Finanze per le cosiddette missioni di pace, i soldi che investe il MISE per le industrie belliche italiane e il Ministero dell'Istruzione per la ricerca militare. Sono riusciti a entrare anche lì. Miliardi che in Sardegna potrebbero essere invece utilizzati per le bonifiche delle zone militari che sono state che hanno distrutto il nostro territorio, e allo stesso tempo dare anche lavoro per chi farà le bonifiche. O no? E ancora, parliamo sempre di soldi elargiti e che non si sa mai dove andranno a finire, quelli già spesi, quelli che ancora dovranno essere spesi. 200 miliardi di euro per le cosiddette grandi opere, TAV, MOSE, Gronda e quant'altro. Io dico che sarebbe meglio spendere una parte di quei denari per la rete dei trasporti di persone e merci in Sardegna, che versano in condizioni a dir poco vergognose, o no? Provate a mettere i trasporti in Sardegna al centro delle problematiche e vedete quanto impatto abbia. Sanità, scuola, economia, parliamo di merci, scuola, trasporti, ma non solo i trasporti interni, anche il raggiungimento delle università fuori, dei posti dove la gente è costretta a fare la mobilità passiva sanitaria. Perché in Sardegna hanno distrutto la sanità pubblica a favore di quella privata. Allora, cosa cambierebbe in Sardegna? È stato già detto, no? Il danno che ci sarebbe a livello, diciamo, di rappresentatività parlamentare, per cui non sto ad angustiarvi ulteriormente. Comunque, diciamo, no, la riduzione dei parlamentari, che anche per la Sardegna equivale a un taglio ulteriore della rappresentatività, che era già misera, e del rapporto che si creerebbe tra eletti con i territori. Votiamo no per le stesse ragioni che ci hanno visti contrari alla riduzione del numero di consiglieri regionali in Sardegna e oppositori di un sistema elettorale sardo che penalizza soprattutto le forze politiche indipendenti e anticoloniali. Una cosa che sarebbe stato necessario fare al più presto è la riforma elettorale italiana, anni però non ci sarebbe un cavallo di battaglia per qualcuno, è la riforma elettorale sarda. Vi voglio ricordare che la vigilia delle elezioni del 2014 Capellacci in corsa cambiò la legge elettorale e guarda caso che andò a penalizzare i piccoli partiti, i partiti anticolonialisti, indipendentisti e per l'autodeterminazione. Quindi immaginatevi cosa potrebbe succedere ancora di più in questa situazione se passasse il referendum, ma non è solo il referendum è la facciata, quello che sta dietro, andare a toccare la Costituzione in un modo che in termini calcistici credo che si rifinisca a gamba tesa, cioè senza tra l'altro la partecipazione democratica di tutti. E adesso un appello agli indipendentisti, ai nostri amici indipendentisti che stanno invitando ad astenersi dal referendum. Intanto voglio ricordare che il referendum confermativo non è previsto un quorum. Quindi l'unico modo per partecipare è andare, e per quanto ci riguarda, andare a votare no. Per quanto riguarda appunto i nostri amici indipendentisti, vorrei ricordare che se si vogliono nascondere dietro la solita storia che si tratta di problemi italiani, forse vogliono ignorare, lo ignorano, non so, alcuni probabilmente lo ignorano, le tattiche dei movimenti anticolonialisti europei.
per esempio della Catalogna, dove sono stati eletti 3 rappresentanti e sui quali si continua a tenere a testa l'attenzione su quei 3 posti vuoti nel Parlamento europeo, di chi non li può occupare perché ha la macchia, diciamo così, per usare un termine che c'è molto caro. E poi la Scozia, lo Scottish National Party, che si prepara a stravincere le prossime elezioni del 2021 e ha una previsione di 74 seggi su 129. Per cui questi, a quanto pare, a differenza di alcuni nostri cosiddetti indipendentisti, non hanno esitato a mettere il piede all'interno delle questioni nazionali, no? dello Stato di loro appartengono, se non altro per metterne in risalto le contraddizioni, che sono tante, e le criticità. Finisco subito. Ci sono tante altre cose che magari si entrerebbe nel discorso della tutela della democrazia, ma ripeto, sono sicura che qua questi discorsi saranno trattati in modo molto più esaustivo da persone che sono più preparate di me in questo campo. Io torno al discorso dei conti della serva, torno al discorso della tutela della democrazia, dei poteri della massoneria, che tra l'altro sono stati cavallo di battaglia di chi oggi propone il referendum per l'abolizione della rappresentanza. Un'ultima cosa, non voglio risparmiare una sapessi fare di scherma, proprio una stoccata a PD e Zingaretti, che sino a poco tempo fa, pochi giorni fa, erano per il no. Di colpo questi signori diventano per il sì e tirano fuori delle scuse allucinanti, perché stiamo parlando di un partito che ha distrutto l'Italia, che parla di svolta rinnovatrice e che invece dice il sì perché non vuol perdere la poltrona di governo, perché ci sarebbe una crisi di governo. Quindi preferiscono sacrificare i rappresentanti delle regioni meno rappresentate, che sono ovviamente quelle meno popolose tra cui noi, pur di non perdere il loro potere. Ragionate su questo e ora, se avete ancora dubbi su cosa succederà, non lo so. Io non lo so. Quindi voterò. Grazie anche a Luana Farina. Adesso vi proporrei di cominciare a alternare le opinioni e dare la parola a un rappresentante che si esprimerà per il voto al sì. Direi che il capogruppo potrebbe intervenire. Ho dimenticato di dire, mi scuso, ma lo dico adesso, sono ancora in tempo, vi darei 15 minuti a testa per fare un primo giro di opinioni, in modo da lasciare tempo poi a qualcuno del pubblico di fare domande, di intervenire e poi eventualmente ancora poi replicare. Vi ringrazio. A questo proposito, sì, a questo proposito ti pregherei di avvertirmi quando sono passati 13 minuti. Perfetto. Così so che devo concludere. Grazie. Tanto voglio dire una parola di ringraziamento a Vincenzo Monaco e alle altre organizzazioni che hanno organizzato questo appuntamento e pur rappresentando il NOA ha avuto un senso pluralistico per cui hanno invitato alcuni di noi che altrettanto convintamente sosteniamo l'opportunità del sì. Questo mi sembra una prova di cortesia, anche di ospitalità, perché io vengo da fuori dalla Sardegna, vi ringrazio moltissimo.
occasione, diciamo così, di una discussione pagata di merito su cui è assolutamente legittimo avere delle opinioni diverse, no? Nell'ambito della democrazia mi sembra molto prezioso. La decisione che dobbiamo prendere come cittadini italiani il prossimo domenica e lunedì è molto specifica, però dobbiamo collocarla in un contesto e noi dobbiamo sapere che viviamo in un mondo in cui un'esigua minoranza di persone, parliamo dell'1% della popolazione a livello globale, possiede il 40-45% dell'economia, con un fortissimo rischio non solo di una deriva autoritaria, ma di un'esautorazione delle stesse istituzioni. Questa situazione, di cui raramente si parla, ma che è macroscopica e se ne parla pochissimo perché i media, i grandi giornali, le televisioni controllano, sono controllate da questo 1%, chiama in causa la democrazia, i contropoteri di cui noi possiamo disporre, che sono soprattutto due, qui mi calo nel contesto italiano. La magistratura, pur con le sue difficoltà, no? E con le sue contraddizioni che sono diventate lampanti proprio negli ultimi mesi, e il potere parlamentare che è in netta discesa. Quindi vedete che stiamo parlando di una questione piccola, specifica, e questo può non essere un male, no? Perché le riforme di carattere generali poi sono difficilmente articolabili e condivisibili. No? Abbiamo avuto l'esperienza della riforma Renzi, a cui io ho votato no in maniera convinta. Si tratta di capire se questa piccola decisione, specifica decisione, in quale direzione si volge. Io posso dire con molta semplicità che una prima ragione è che noi abbiamo oggi un Parlamento in larga parte costituita da nominati, cioè che non vengono direttamente eletti dai cittadini, ma che per dei meccanismi maggioritari, dei listini, eccetera, sono il frutto, diciamo, di trattative all'interno delle burocrazie di partito. Dal cosiddetto porcento in poi c'è stata una deriva drammatica da questo punto di vista, per cui il parlamentare non si riferisce più al proprio territorio, anzi molto spesso il territorio nemmeno sa da chi è rappresentato in questo momento. E quindi questa è una questione assolutamente cruciale. Ora, se dovesse vincere il no, e io sono abbastanza convinto che quello che per me è un rischio potrebbe verificarsi, le cose dal punto di vista della legge elettorale resterebbe tale e quale,
perché le burocrazie di partito, che siano per il sì o per il no, sono ben contente di possedere questo potere che viene espropriato ai cittadini. Se vincesse il sì, non è detto che la situazione migliorerebbe, ma il meccanismo di riduzione del numero di parlamentari costringerebbe comunque il governo e di riflessi il Parlamento o quei pezzi che funzionano del Parlamento di mettere mano ad una legge elettorale scellerata che è stata approvata a colpi di voti di fiducia da parte del governo Gentiloni. Parlo di una persona che individualmente stimo, ma che secondo me ha questa chiara responsabilità nella complicità generale delle burocrazie di partito. Io ho seguito con molta attenzione l'intervento di Luana, se permettete possiamo darci un po' tutti per tu, credo, essendo il più vecchio, posso fare una proporzione. Sono stato molto sensibile al discorso che tu hai fatto, su quello che tu hai chiamato i conti della casa lunga. Una delle cose che mi hanno più indignato è stata la presa di posizione di Cottarelli, no? A favore del no, perché Cottarelli ha avuto l'incarico di fare la revisione della spesa e non ha fatto, ha denunciato tutti i meccanismi, eccetera, eccetera, ma non ha fatto assolutamente niente, salvo disprezzare questa tazza di caffè in meno, come l'ha definita un altro amico ex collega Villone, che però è un passo nella direzione giusta, è un punto di partenza per arrivare alle cose ben più grosse che sono state molto bene elencate da Luana che mi ha preceduto. Ne aggiungo una perché il protagonista positivo è stato un deputato sardo, l'onorevole Scanlon di Olbia, che ha fatto una coraggiosissima battaglia contro l'acquisto di aerei di attacco, che peraltro non funzionano molto bene, sono stati criticati addirittura dal Pentagono, detti F-35, che comportano una spesa dai 15 miliardi in su nei prossimi anni. Quindi tutto ciò che apre una discussione sulla riduzione della spesa partendo dal piccolo è positivo. Il no, di nuovo, non obbliga, diciamo così, a toccare questo tipo di argomento. La terza ragione per cui io sono per il sì, guardate che alla mia età ci si rende conto che si fanno delle battaglie, qualche volta si è convinti al 100%, qualche volta al 50%. Un mio ex preside di facoltà che si chiamava Roberto Poppio faceva l'elogio del dubbio, no? Vi dico con franchezza che su questa questione, sulla questione del sì a questa piccola specifica misura, non ho assolutamente alcun dubbio. E la terza ragione che vi dico è una ragione di funzionalità, perché vedete, questo lo dice l'esperienza di ciascuno di noi, più un organismo è pletorico
e più difficilmente decide, meno dignità, meno potere finisce per avere. Il Parlamento degli Stati Uniti è composto da 435 deputati e 100 senatori, che sono tutti incarnati, no? Da un punto di vista incardinati in un territorio. No? Il fatto che siano pochi non toglie loro niente, aggiunge qualche cosa. E non mi si venga a dire, ah, ma ci sono poi gli organismi locali. Gli organismi locali ci sono anche da noi, ci sono anche i consigli regionali, così come ci sono i senati e le camere dei rappresentanti dei singoli stati americani. La mia esperienza parlamentare di presidenza della Commissione Estere del Senato per 7 anni mi dice che c'è comunque, e questo i numeri qui crescono all'interno della Camera dei Deputati in maniera assolutamente flessibile, di persone che non fanno niente, che si vedono raramente e che sono scarsamente controllabili, perché un altro aspetto della riduzione del numero è che quelli che ci sono maggiormente controllabili da quelli che li hanno espressi, a condizione naturalmente che non si continui ad andare avanti con dei parlamenti di nominati, perché si apra tu 2 minuti, non li utilizzo perché ho finito, vi ringrazio. Scorta per l'intervento successivo, che speriamo che possa fare. Adesso darei la parola alle opinioni dell'inno all'avvocato Felice Pesosti. Sempre 15 minuti, anche per lei. Sì, 2 minuti. Perfetto. Io partirei da 2 date un po' più lontane per non discutere solo della contingenza. 2008 io ed altri 18 avvocati impugnammo la convocazione delle elezioni 2008 che dovevano tenersi credo in aprile, dicendo che venivano convocate con una legge elettorale incostituzionale, quella nota 270-2005, ma se dico questi numeri che non sono neanche giocabili all'occhio, non si ricorda nessuno, il famoso Porcellum. Bene, il TAR del Lazio ci disse che non si può impugnare i decreti del Presidente della Repubblica, non solo, che c'è una carenza assoluta di giurisdizione. Questo significava che non è che poteva avere un altro ricorso, un successo. Ci abbiamo riflettuto sopra e abbiamo deciso di partire da un altro punto di vista, cioè il diritto degli italiani di votare secondo Costituzione. Perciò abbiamo abbandonato le impugnazioni amministrative, siamo andati davanti, eravamo, la maggioranza di noi eravamo milanesi, siamo andati davanti al Tribunale di Milano che ci disse no, che il problema non c'era. La Corte d'Appello di Milano confermò questa decisione, poi siamo andati in Cassazione e già andammo in maniera molto veloce, perché in Cassazione arrivammo nel 2013, avendo iniziato nel 2008, vuol dire arrivarci in 5 anni, se lo sogna. Normalmente se c'è qualcuno qui, collega avvocato o imputato o semplicemente parte di un processo, di arrivare al terzo grado soltanto nel giro di 5 anni. Questa udienza in Cassazione era stata fissata per il 21 gennaio del 2013. Si doveva votare nel febbraio del 2013.
sarebbe stato importante avere una decisione loro. Senza nessuna motivazione la Cassazione rinviò al 17 maggio del 2013 per sapere come sarebbe andata. E cosa rappresentò queste elezioni 2013? Un fatto molto importante ai fini delle decisioni successive, perché entrò nel Parlamento per la prima volta il Movimento 5 Stelle e ruppe perciò la bipolarità artificiale che si era voluto costruire con delle leggi maggioritarie che davano un premio di maggioranza a chi aveva una maggioranza relativa, gli davano il 55% dei seggi, cioè una maggioranza molto molto comoda. E questo fatto veniva incontro, perché la critica principale quando iniziamo era che proprio il meccanismo premiale di questa legge maggioritaria nel nome della governabilità era quello che la rendeva incostituzionale. 17 maggio 2013 la Corte di Cassazione mandò la legge in Corte Costituzionale, che decise nel 2014 dicendo la legge parlamentare con cui si erano eletti i parlamenti del 2006 e del 2013 e in cui erano delle leggi 2006, 2008, 2013, 3 parlamenti eletti, era incostituzionale gravemente. 1 per il premio di maggioranza, 2 per le liste totalmente bloccate che impedivano di scegliere i parlamentari. Va bene. Dopodiché cosa succede in quella legislatura? Nel 2015 il Parlamento eletto con una legge incostituzionale ne fa un'altra, questa chiamata Italicum con la C, però noi l'avevamo chiamata Italicum con la K, e contro questa legge elettorale ci fu una serie di ricorsi, non un solo tribunale. Si è visto che non si può andare in un solo tribunale, perché se quello non trovi il giudice sensibile non ne fa. Allora organizzai io con l'appoggio di alcuni parlamentari, ma nella maniera più massiccia chi appoggiò questa iniziativa erano parlamentari, senatori e deputati del Movimento 5 Stelle. Riuscimmo a fare 22 ricorsi uguali davanti ai tribunali, e questo dimostrare che c'è un problema anche di diverso apprezzamento. 5 di questi mandarono la cosa in Corte Costituzionale. Uno di questi ricorsi non era proprio uguale agli altri, però fu dichiarato inammissibile. Comunque dei 4 ricorsi che approvammo dal nord al sud d'Italia furono poi accolti dalla Corte Costituzionale con la famosa sentenza 1 del 2014. E questo rappresentò un grosso passo in avanti, perché era l'affermazione che c'è un diritto costituzionale di votare in conformità alla Costituzione. Naturalmente i parlamenti eletti in questo modo hanno poi reagito diversamente e in effetti nel 2017 approvarono la terza legge chiamata Rosatellum 165 del 2017, che come dico spesso Rosatellum non è il nome di un buon vino ma di una pessima legge elettorale. Anche contro questa legge elettorale campione insieme a casi suonati fu un movimento costituzionale. Perciò quale fu la mia sorpresa? Naturalmente che questa legge diventò invece poi, quando andò al governo insieme alla Lega, la legge principe, perché con alcune modifiche della legge 51 diventò con la legge che doveva applicarsi in caso di riduzione dei parlamentari. Perciò c'è una legge come l'Italia, come era fatto per la riforma Renzi, noi abbiamo una legge elettorale fatta apposta per la riduzione dei parlamentari. E naturalmente contro questa legge il Movimento 5 Stelle, avendo cambiato totalmente opinione, non ha fatto nessun ricorso né a titolo individuale né come gruppo, come nei confronti delle altre leggi. E già questo qui è la questione importante, perché vengono stabiliti dei principi 3/8
uninominali maggioritari e 5 ottavi invece proporzionali plurinominali. Bene, in un paese dove uno dei problemi è quello del sistema bicamerale paritario, hanno fatto però la legge con un trucco che è difficile scoprire se non si ha la capacità del cane di tartufo in materia elettorale, che credo di aver acquisito con questi ricorsi. C'è un trattamento differente, e si dice a volte che la matematica non è un'opinione, tra la Camera e il Senato. Alla Camera i 3 ottavi vengono calcolati arrotondando le frazioni all'unità inferiore, al Senato, che è la metà, dove perciò il problema di salvaguardare la quota proporzionale è maggiore, invece si arrotonda all'unità più vicina. Sembra una cosa da niente? No. Sui 200 deputati e senatori del Senato, ben 16 vengono rubati alla parte proporzionale per essere passati alla parte maggioritaria. Però 16 seggi su 200, anzi su 196, perché 4 sono della circoscrizione, sono più dell'8%. Perciò anche una forza dell'8% non ha la garanzia di essere rappresentata nella parte maggioritaria anche in quelle regioni, che non sono molte, che consentirebbero di partecipare a una quota. E questo naturalmente è una cosa che tra l'altro conduce a degli assurdi, perché le regioni che ne hanno 4 ci sono 2 plurinominali proporzionali e 2 invece maggioritari uninominali. 2 fa 2 mi sembra che è il 50%, alla faccia dei 3 ottavi. Questa è una cosa che ha fatto chi, non il Movimento 5 Stelle, però dimostra che non controlla i suoi alleati, Salvini, quando era Ministro degli Interni. Perciò loro hanno fatto una legge non solo che fa questo, premia le coalizioni, proprio il movimento che diceva che si presentava da solo e che non voleva fare coalizioni e che ha difficoltà comunque a fare coalizioni. Le liste in coalizione contano per i seggi, per il voto, vengono tra l'1% e il 3%. Le liste che si presentano da sole solo il 3%. È un modo di favorire in maniera assurda queste coalizioni. Ma almeno fossero le coalizioni del deprecato Porcello, che imponevano alle coalizioni di avere un capo politico e un programma unico. Con le modifiche fatte con il Rosatellum, invece le coalizioni non devono più avere un capo politico né un programma comune. Se questo non c'è, qual è il senso di violare l'articolo 48 del voto uguale per premiare chi si presenta ai cittadini italiani dicendo noi non siamo d'accordo se vinciamo le elezioni né di chi sarà il primo ministro né di chi, qual è il programma comune. Questo è quanto. Ma non solo, il meccanismo è fatto in modo tale che se questa coalizione, come è adesso con le ultime elezioni europee, omogeneamente distribuito sul territorio nazionale, con il 30-35% dei voti si ha la maggioranza assoluta, non solo alla Camera, ma anche al Senato, che si è sempre impedito di far saltare il premio di maggioranza, scattare il premio di maggioranza al Senato, e era quello che era un'elezione a base regionale. Ebbene, avendo rubato 16 seggi, l'8%, alla parte proporzionale, chi ha tra il 30 e il 35% ha la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato, il che vuol dire la maggioranza assoluta nel Parlamento seduta comune. Perciò basta raccontarci che questa è una riforma di carattere limitato appena 3 articoli. Toccando quei 3 articoli, 56 e 57, 59 non ha nessuna importanza, sanziona una prassi che è stata seguita dagli ultimi 5 del Presidente della Repubblica, che i senatori a vita sono solo 5, non che ciascuno ne può nominare 5 seduti contemporaneamente. Perché c'è l'articolo 83 per l'elezione del Presidente della Repubblica, c'è l'articolo 90, la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica,
che per la prima volta scende la maggioranza a 303 da 436. Non solo viene già reso più facile il controllo, ma addirittura chi si assicura col 35% dei voti la maggioranza assoluta si trova che il Presidente, la maggioranza che viene eletto, si trova sovraordinato al Presidente della Repubblica. È il più grosso sconvolgimento della nostra Costituzione. Cioè le riforme di Berlusconi del 2006 e in parte quella di Renzi del 2016 non raggiungono questo svuotamento della figura del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica o è un amico del giaguaro e fa tutto quello che dicono loro, o se no altrimenti incombe la sua messa in stato d'accusa. L'altro articolo che viene toccato da questa riforma è il 104, l'elezione di un terzo del Consiglio Superiore della Magistratura, ma soprattutto il 135. 5 membri della Corte Costituzionale vengono eletti da questa maggioranza e altri 5 dal Presidente, che si è espresso da questa maggioranza, vuol dire avere 10 su 15 membri della Corte Costituzionale. A me questo basta per poter dire di no, sperando che il no non faccia l'errore della volta scorsa, cioè che certe riforme vanno sicuramente fatte. Io per esempio sono sempre stato favorevole a un taglio dei parlamentari, in 2 modi. I parlamentari me li taglio io, datemi il potere di sceglierli e quando tratta di votare, Bianchi si è comportato bene, lo rivoto, Rossi si è comportato male, o se no, viste le mie tendenze politiche, posso dire Rossi si è comportato bene, Bianchi si è comportato male, e allora non lo voto. E allora questi li taglio io uno per uno, sapendo in faccia chi sono quelli che taglio, non un taglio di carattere generalizzato. Ultima cosa, si è fatta una riduzione del taglio, si vede per vedere che il risparmio 100 milioni, non sono i 57, sono 120, non mi riporta, perché uno dice è un caffè, quell'altro dice sono 2 caffè. Io ne prendo 4 di caffè al giorno, finché non mi riducete il Parlamento, la Camera a 100 e il Senato a 50, non sarò mai contento di queste riduzioni, che non riguardano tutti, perché a un certo punto nel Trentino Alto Adige passa da 7 a 6, la riduzione del 14,28%. La Sardegna passa da 8 a 5, perciò è molto superiore al 36,50. La piccola differenza è che la Sardegna ha il 57% in più degli abitanti, però non deve lamentarsi. Se uno fosse calabrese, che ne aveva 10 e va a 6, solo che loro gli abitanti ne hanno il 90% in più del Trentino Alto Adige. Perciò queste cose, quando si violano i principi supremi della Costituzione, tra questi c'è l'articolo 3 dell'uguaglianza dei cittadini, il 48 dell'uguaglianza del voto, il 51 dell'uguaglianza delle condizioni di candidatura, non ci sono questi ragionamenti sul fatto che diventa un primo passo verso una direzione. Perché è importante? Forse vi racconto una storiella. Questa è una storiella che si svolge in Ucraina durante l'estate, c'è un caldo pazzesco e uno fa ore e ore questo pianura che non si vede mai niente, finché a un incrocio vede un uomo su un carrello, su un carro, voglio dire, e dice: senta, guardi, io non ce la faccio più, sono stanco, quanto manca alla città di Cernico? A una mezz'oretta. Senta, lei mi dà un passaggio? Sì, volentieri. Sale sopra, plom, 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 ma avanti mezz'ora non si vede ancora niente. Scusi, ma la città di Cernico mi ha detto che era a mezz'ora di distanza. A quanto è adesso? A un'ora. Ma perché? Perché io sto andando nella direzione opposta. Non conta quello che è se uno va a piedi, va a cavallo, ma quello che conta è se uno va nella direzione giusta, e questo è sbagliato. Grazie, allora direi che torniamo alle ragioni del sì, senatore Ettore Richelli, grazie.
Ha bisogno sempre di 2 minuti. Sì, grazie. No, congratulazioni, complimenti all'avvocato Besoschi e al Giacomo che hanno sicuramente arato il terreno. Quando ho sentito però l'avvocato Besoschi mi sono chiesto ma quali sono gli articoli sui quali ci dobbiamo pronunciare domenica e lunedì, perché a sentire lui sembrerebbe davvero che domenica e lunedì ci consegneranno 7 schede per toccare un po' tutta la Costituzione. E in realtà così non è. Però io devo fare innanzitutto dei ringraziamenti perché Vincenzo Monaco e Mariano Brianna hanno pensato a me e mi hanno invitato. Questo naturalmente mi viene di tanto orgoglio. Ho accettato di buon grado, perché dove c'è Vincenzo Monaco e Mariano Brianna c'è sempre pacatezza, c'è garbo, c'è rispetto e quindi ho detto forse questa è la volta buona che riesco a parlare della riduzione del numero dei parlamentari senza parlare della legge elettorale. Pensavo a un certo punto del dibattito che forse questa potrebbe essere l'occasione, poi ha parlato il collega e ho detto no, anche questa volta dobbiamo confondere le due cose. E allora io farò una mozione d'ordine e dico questo, che innanzitutto non c'è niente di autoritario, antidemocratico, populista in quello che noi stiamo facendo. Però io non posso accettare che si venga a discutere sulla indispensabile o meno necessità di ridurre il numero dei parlamentari con il discorso della legge elettorale. È una richiesta che è assolutamente legittima, che è appunto quella di attenerci al tema del quesito referendario, noi non si riesca a restare, come si diceva quando eravamo a scuola, sul tema. Eppure le cose dovrebbero essere abbastanza semplici da tenere separate, no? Perché il referendum, il quesito, ci dice che dobbiamo pronunciarci semplicemente su questa diminuzione tenuta in tutte le proporzioni del 36,5% del numero dei parlamentari, punto. Ogni qualvolta io sento dire ma questo è un primo passo verso puntini, è un tema, è una questione, è un'argomentazione sulla quale io devo lasciare incerto e devo entrare invece a discutere un qualche cosa che è futura, possibile, probabile, certa, incerta, in discussione, tutta da dibattere, tutta da discutere. No, così no, non possiamo farla un'analisi seria. Allora io vengo qui da voi stasera non per dividermi in curva nord e in curva sud, o per scontri o slogan o cose di questo genere. Io vengo a voi semplicemente per esprimervi quella che è la mia analisi che mi ha portato a questo convincimento. Poi quella che sarà la legge elettorale la vedremo, ma siccome siamo dei giuristi, qui vedo che ci sono tanti giuristi, noi dobbiamo dire ai cittadini che stiamo parlando di due cose diverse, perché gli articoli che noi stiamo toccando con il referendum, avvocato, attengono a quel capitolo della Costituzione che si chiama ordinamento dello Stato, ovvero formazione del corpo parlamentare. La legge elettorale, oltre a essere una legge di rango diverso, perché non è più di rango costituzionale, ma è di rango ordinario, ma è una legge ordinaria, attiene al criterio di rappresentanza degli eletti in Parlamento, che sarebbe come a dire che una sta in quell'angolo lì e l'altra sta in quest'angolo lì. E se noi prendiamo queste due cose e le mischiamo, noi confondiamo le idee ai cittadini. Noi alimentiamo paura. Noi diciamo che si sta andando verso direzioni, verso derive, verso scivolamenti, verso spunti, sfregi, e non è corretto.
Noi dobbiamo semplicemente domandarci se per scrivere una buona legge occorre 1 miliardo di parlamentari. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre e sulla quale dobbiamo discutere. Se per poter snellire, agevolare, razionalizzare, riordinare quelle che sono le nostre istituzioni, è necessario che ci siano 2 Camere snelle e agili. E non è vero che questo è un quesito che è stato portato dal Movimento 5 Stelle, che è un tema squisitamente populista, perché Gian Giacomo ha ricordato che tutte le commissioni parlamentari che si sono succedute negli ultimi 35 anni hanno tutti portato una serie di conclusioni e di considerazioni, ma tutte queste considerazioni nella loro diversità avevano un unico comune denominatore. Dicevano: possiamo cambiare i regolamenti parlamentari, possiamo contingentare i tempi di intervento dei parlamentari in aula, ma il Parlamento è un corpo eccessivamente numeroso, pletorico e ingessato. Qui ci sono tantissime persone che come me hanno studiato diritto costituzionale dal Martinez. Vi ricorderete il Martinez, no? Abbiamo studiato il diritto costituzionale dal Martinez. Io il Martinez l'ho conservato. E il Martinez affrontava questo tema della lentezza del Parlamento per via dell'ortodossia che caratterizza i vari passaggi già all'epoca. Pensate che il Martinez sosteneva, ma non lo sostiene solo lui, ma lo sostengono anche costituzionali del calico di De Siervo, di Zaccaria, di Onida, della Calassare, che è adesso la Presidente della Corte Costituzionale. Cioè, pensate che il ricorso massiccio alla decretazione d'urgenza, no? Di cui si parla da tanti anni, cioè c'è un ricorso eccessivo da parte dei governi alla decretazione d'urgenza, al decreto legge. È vero questo, è vero. E questo ricorso massiccio a procedere con le formule dell'urgenza è proprio il figlio di questa lentezza parlamentare. E mai come in questi mesi noi abbiamo toccato con mano quanto sia importante il fattore tempo nella promulgazione di un provvedimento. La tempistica di una legge fa della legge una legge buona o una legge che non è più comunque corrispondente a quello che era l'esigenza sentita dal legislatore. Il fattore tempo è fondamentale e questo i parlamenti esteri lo sanno molto bene, lo conoscono molto bene. Ecco perché i numeri sono così bassi. Ecco perché i numeri sono così bassi. E allora, poiché non esiste un numero magico, un numero perfetto, una proporzione oggettiva che in qualche modo possa dirimere questa questione. Tanto che gli stessi padri costituenti su questo tema hanno discusso, tra l'altro in maniera molto, molto pacata. Addirittura c'erano nel 1948 delle proposte che pensavano ad un numero inferiore a quello dell'attuale riforma. E allora, come individuiamo questo numero? Quale può essere questo numero che in qualche modo possa soddisfare queste due esigenze? No? Cioè portiamo comunque la rappresentanza dei territori e allo stesso tempo però garantiamo una snellezza di procedura. Le commissioni alla Camera, poi Gian Giacomo se vuole me lo può confermare, le commissioni dalla Camera sono nate addirittura per poter procedere ad un'ulteriore accelerazione dell'iter legislativo. Ma voi sapete che ci sono commissioni da 50 parlamentari? Cioè tutte queste persone che ci sono oggi qui nella sala, forse
non sono il pari alla pari di una commissione, che dovrebbe essere proprio come dicevi te, cioè quello strumento per velocizzare. Invece sono dei mini parlamenti, cioè è già in commissione che si incominciano già a vedere le prime difficoltà. Io ho usato la metafora dell'assemblea di condominio. Provate a mettere d'accordo, d'altro canto, voi 1000 persone in un'assemblea di condominio per la stesura condivisa o comunque anche a maggioranza di un regolamento o di un documento, se ci riuscite. Non si vuole andare all'attacco della democrazia, non si vogliono demolire le fondamenta dell'ordinamento democratico, si vuole semplicemente mettere rimedio, se è possibile, se i cittadini sono d'accordo, ad una aporia, ad un'anomalia, punto e basta. Ma per far questo dobbiamo farci una domanda. Serve uno Stato organizzato con un criterio di rappresentanza al centro o con un criterio di rappresentanza alla periferia? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. Perché vedete, c'è un dato storico che né l'avvocato Besostri né Gian Giacomo possono contestare. Quando sono stati indicati quei numeri non c'erano i consigli regionali. Cioè non c'erano i legislatori regionali, cioè non c'erano i legislatori europei. Quel numero è stato indicato quando non c'era altro criterio di rappresentanza che non fosse quella di mandare gli eletti a Roma. Questo naturalmente ci fa suonare un campanello, no? Cioè quelli sono numeri che sono stati fatti in un'Italia che non prevedeva altra figura legislativa che non fosse quella che andasse a Roma. Allora in questo modo io vi spiego perché la provincia di Bergamo porta a Roma 20 parlamentari tra Camera e Senato. La provincia di Bergamo porta a Roma 20 parlamentari tra Camera e Senato. Ma mi si risponde perché la provincia di Bergamo ha più di 1 milione di abitanti. Benissimo, ma 1 milione di abitanti non solo 1 milione di voci, 1 milione di sensibilità, è i territori che noi dobbiamo rappresentare. Cioè la provincia di Bergamo è possibile che abbia 20 territorialità diverse, 20 differenziazioni territoriali diverse, 20 sensibilità territoriali diverse. Non è evidentemente così. Ma la domanda che io vi pongo è un'altra. Le problematiche che... No, Poi ci sarà il secondo. Sì. Le problematiche di cui andiamo a trattare nella vita quotidiana all'80% sono problematiche locali, sono problematiche regionali, cioè sono problematiche che trovano trattazione e sede nelle nostre rappresentanze periferiche. Lo stesso Costituente non è rimasto con le mani in mano durante questi anni, perché l'articolo 117, quando ha dovuto ripartire le potestà legislative in esclusiva concorrente e residuale, sapete che cosa ha fatto? Ha fatto allo Stato riservo queste materie: moneta, economia, difesa, esteri, rapporti con le confessioni religiose, adesso aiutato un po' con la memoria, giustizia, eccetera. Io mi tengo questo. Tutto il resto, ambiente, giusto. Tutto il resto io lo lascio alle regioni, in concorrenza per alcune, e le residuali, tutto il resto, tutto il possibile, scibile che c'è nel territorio lo lascio alle regioni. E quindi questo che cosa significa, secondo noi? Questo significa che nello spirito che c'è nella Costituzione, quelli che noi dobbiamo portare a Roma, in termini, perché poi riprendo, perché ho altre cose interessanti, secondo me, da dire, una volta che non ho i tempi televisivi, che mi tolgono sempre la parola, almeno. Quello che è importante è che nello spirito della Costituzione, a Roma,
Dobbiamo mandarci i legislatori che fanno norme primarie, cioè che fanno leggi nazionali, cioè che fanno leggi nell'interesse della nazione. E per far questo dobbiamo naturalmente portare sintesi dei territori, ma non dobbiamo portare risolutori di problemi regionali, perché altrimenti sì che come la provincia di Bergamo ne dobbiamo portare 20. Noi dobbiamo portare legislatori nazionali. I risolutori delle controversie o delle questioni o dei problemi dobbiamo stare, secondo quello che è l'impianto attuale democratico costituzionale, devono stare nelle rappresentanze periferiche. E per il momento vi saluto. Grazie. Grazie al senatore Micheli. Sostenitore della Giudiazia. Adesso diamo la parola a Riccardo De Vito, che è Presidente nazionale di Magistratura Democratica. E nel frattempo che prende posto, giro anche i saluti degli auguri di buon lavoro di Domenico Gallo, che è vicepresidente nazionale del Comitato per il No, che purtroppo questa sera non è con noi perché non è riuscito è incappato, diciamo, delle prime applicazioni di finanza su Minas, a differenza degli altri presenti non è riuscito a modificare il suo io ho voluto anticipare. Grazie Riccardo. Grazie. Sì, grazie Antonio. Grazie innanzitutto per la possibilità di parlare in questo incontro. Sostituisco indegnamente l'amico Mimmo Gallo, appunto, che non ha potuto anticipare, come felice invece il volo per essere tra noi. Cerco di attenermi a quello che ha appena detto il senatore avvocato Richieri e quindi cerco di non parlare di legge elettorale. Mi viene un po' difficile però parlare di una modifica al numero dei parlamentari, di una legge che riduce di fatto la rappresentanza senza parlare di legge elettorale. Sarebbe come se mi si chiedesse di parlare di ridurre i posti letto in ospedale senza parlare di Covid, di tumori, di numeri delle patologie in Italia. Sono due cose che si tengono strettamente insieme. La legge elettorale, benché sia una legge ordinaria, è chiaro che è una legge che fa parte della costruzione della fisionomia costituzionale dello Stato. Per quale motivo mi verrebbe da dire, dopo un dibattito diciamo anche interiore, piuttosto travagliato, perché a differenza della riforma del 2016 questa non è proprio di quel respiro sistematico, è una riforma che ci parlare di un quesito specifico. Perché mi viene da dire no? Non certo perché mi confronti con una situazione parlamentare italiana eccellente. Quale sia lo stato della competizione politico-istituzionale del nostro paese è un po' sotto gli occhi di tutti. Esasperazione del confronto tra leadership, blindate, iperbole propagandistiche da rincorsa al sondaggio. No? Ci sono alcuni terreni che vedono proprio questa rincorsa a chi la spara più grossa. Il terreno della giustizia, forse sotto questo aspetto, è quello che fa da padrone dello scenario. Prevalenza della tattica sulle visioni dei rapporti dei bisogni umani, che sono sempre più scolorite e standardizzate a destra come a sinistra, e lontananza dai bisogni delle persone, che non sono più incorporati da partiti, diciamo, popolari, ma sono rappresentati in maniera così caricaturale dai nuovi fronti del populismo. Qual è lo stato della politica? Questo stato della politica come si riverbera sul Parlamento? In una situazione per cui il Parlamento, tutto sommato, è diventato una sorta di passacarte del governo. Dimentichiamoci i parlamenti, peraltro eletti con sistema proporzionale, dove c'è la possibilità di discutere effettivamente, di far sedimentare quelli che erano gli umori e i bisogni popolari, in una discussione che più o meno dava spazio a tutti. Ricordo che quel Parlamento proporzionale, nonostante lo Stato italiano attraversasse nella storia, siamo negli anni 70, dei periodi di crisi notevoli e delle emergenze del tutto paragonabili a quelli di oggi, riuscì ad approvare in Parlamento, nel dibattito parlamentare, delle leggi che costituiscono ancora l'architettura della Costituzione materiale dello Stato. Servizio Sanitario Nazionale, 1978. Riforma penitenziaria, riforma del diritto della famiglia, attuazione del regionalismo nel 1970.
Era un Parlamento che aveva la sua autonomia rispetto al governo. Come è ridotta adesso la politica italiana? Lo dico in parole più semplici, lo dico in parole massimamente semplici. Subordinazione del Parlamento al governo, subordinazione del governo agli apicali del governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi subordinazione di fatto alle organizzazioni burocratiche che governano la politica italiana, lo chiamo più partiti. Guardate che questo funzionamento di sottrazione di voce alla volontà popolare che si esprime nelle aule parlamentari ha anche dei suoi meccanismi istituzionali che lo traducono. Avete più sentito in Parlamento dai nostri rappresentanti un discorso serio su un progetto di legge? Se accendete Radio Parlamento, Rai Parlamento, vedete più un discorso su una legge nell'aula parlamentare effettuato dai nostri rappresentanti? Non lo vediamo più, perché ci sono una serie di meccanismi che stanno lì a testimoniare l'asservimento del Parlamento al governo, del governo alle organizzazioni burocratiche e politiche. Quali sono questi meccanismi? Non solo la prevalenza alla quale accennava prima Micheli del decreto legge nelle fonti di produzione legislativa, che vuol dire che sostanzialmente il governo fa le leggi e poi il Parlamento le converte, ma tutta una serie di altri meccanismi, canguri parlamentari, si chiamano così, che bypassano la discussione, maxi emendamenti che sostituiscono tutta la legge, questioni di fiducia. Sono tutti meccanismi che servono a imbrigliare la volontà parlamentare. C'è un esempio classico. La riserva di assemblea era prevista dall'articolo 72,4 della Costituzione. Per alcune leggi importanti, bilancio, trattati internazionali, leggi fondamentali del cuore della vita dello Stato, è previsto che la discussione sia proprio in assemblea e non si possono utilizzare alcuni procedimenti semplificati in commissione. Ebbene, anche la riserva di assemblea è stata utilizzata invece che per dar spazio alla volontà popolare, diciamo, che passa attraverso la voce dei rappresentanti, è stata strumentalizzata per evitare le discussioni tecniche nelle commissioni e far sì che si arrivasse velocemente ad approvare quello che è il dictum del governo, con maxi emendamenti, canguri e questioni di fiducia. Siamo il Parlamento che è riuscito ad apporre la questione di fiducia addirittura sulle leggi di riforma costituzionale. Ecco, questo è lo stato del Parlamento italiano. Quindi, a meno di non volersi confrontare con una democrazia immaginaria. E allora mi direte, perché dire no a questa scommessa di cambiamento? Perché non tutte le scommesse di cambiamento sono innovazioni. Perché dobbiamo smarcarci dal luogo comune che dire sì vuol dire cambiare e dire no vuol dire conservare. Se dire sì vuol dire cambiare nella direzione sbagliata, a mio avviso questo cambiamento non è solo direzione sbagliata, vuol dire ingessare l'esistenza, vuol dire, per così dire, solidificare, congelare quello stato di marginalizzazione del Parlamento che è lo stato attuale delle cose. E lo dico con una espressione di spiccata efficacia persuasiva di Felice Crisostri. C'è chi crede che votando sì al referendum si puniscano le oligarchie politiche. Non sto a parlare del risparmio, perché sul risparmio chi vede con caffè tanto, chi vede con caffè poco, non ne voglio parlare. Stiamo parlando di un fatto che è comunque irrisorio e su questo ormai ne conveniamo tutti, tanto che l'argomento molto sì, ma è una cosa irrisoria, scommettiamoci perlomeno. Non sto dicendo del risparmio, però sto dicendo che ci hanno insinuato questo argomento alla pancia delle persone, che tutto sommato si possa finalmente combattere il Parlamento pletorico, le oligarchie politiche. No, le oligarchie politiche si rafforzano, perché è vero il contrario, quelle organizzazioni burocratiche che controllano la politica continuano a nominare, a controllare i candidati e anzi avrebbero un rischio molto minore di trovarsi per le mani parlamentari infedeli. Ma la Repubblica vive con i parlamentari infedeli. Ai tempi dei grandi partiti di massa, che ancora incorporavano i bisogni delle persone, non sentivano i sondaggi che li proponevano alle persone, siamo riusciti ad eleggere delle persone che esprimevano delle culture non subalterne all'interno di ogni partito, che fosse la Democrazia Cristiana o che fosse il Partito Comunista. Parlo di Stefano Rodotà,
parlo di Franca Ongaro Basaglia, parlo di Adele Faccio, chi più ne ha più ne mette, si faccia il proprio elenco. Sartori, ma ognuno, o Sicilia, ognuno si faccia il proprio elenco sentimentale. Sono persone che hanno ampliato la qualità e la civiltà e la laicità della legislazione del nostro Stato, perché hanno potuto dire la loro in Parlamento e dirlo da parlamentari minoritaria. Se noi continuiamo a ridurre il Parlamento a qualche cosa di superfluo, prima o poi qualcuno ne predicherà di rilevanza. E per questo io non sono d'accordo a paragonare l'assemblea di condominio al Parlamento della Repubblica Italiana, perché un condominio è un condominio e il Parlamento è il Parlamento. È la retorica. È l'uno vale uno che va combattuta. E guardate che le oligarchie politiche non si combattano come certi spiriti iperfasici dell'antipolitica ci vogliono far credere, è piuttosto pacifico, l'ha detto prima la ragazza che ha parlato. Meno parlamentari significa collegi elettorali più grandi, significa dover fare i conti con un numero di elettori maggiori o con un territorio più grande. Che cosa vuol dire? Vuol dire che verosimilmente nel nostro Parlamento, e questo do ragione risorse economiche, che è il patrimonio che più allineamento totale alle decisioni di partito, omologazione. Possibilmente questi due patrimoni si vorrebbero abbinare nel parlamentare. La strada che la nostra Repubblica e il nostro Parlamento non debba imboccare. Perché io credo che ci sia invece bisogno di altre cose, e vado a concludere così, forse mi anticipo anche. Credo che la nostra Repubblica abbia bisogno di altro. Credo che abbia bisogno di vedere finalmente un dibattito parlamentare che sia capace di produrre una legge. Perché nel nostro ordinamento leggi non se ne sono più. Credo che nelle nostre età espresso la minoranza, un altro effetto di questa legge sarà di fatto quello di ampliare per forza fisiologicamente le soglie di sbarramento. Sì, cambiare la legge elettorale, è vero, è indifferente la legge elettorale, mettete quel 5% di sbarramento proporzionale, ma se i collegi rimangono di grosse dimensioni, si creano soglie di sbarramento naturali, c'è chi le calcolano nel 12%, c'è chi le calcolano nel 20%, dove comunque le minoranze non arrivano. E allora questo è il pericolo serio di questa legge. Ingessare la situazione attuale, non cambiarla, conservare l'esistente. E peggio, amplificarlo, ridurlo a livello fisiologico e, per così dire, ampliare quegli elementi di verticalizzazione della politica, di caporalismo, direi in termini grosciani, che tuttora ci sono e che sono i difetti più gravi del cuore parlamentare della nostra democrazia. E allora, se c'è bisogno di fare, se si deve fare una riforma costituzionale, non si fa per solleticare la pancia antipolitica delle persone, anche perché ci sono concezioni diverse della politica. Cioè non c'è una rigida alternativa tra la politica come casta e la politica come uno vale uno, ognuno di noi può andare a fare politica. C'è una politica che è frutto di storie, di impegno, di battaglie, di lotte per la liberazione dei diritti collettivi. E quella politica si costruisce attraverso l'impegno, ma non attraverso la carriera, ma attraverso l'impegno. Quella politica viene mortificata e non c'è bisogno, bastava appunto, proprio perché i due aspetti vanno separati, bastava fare una legge elettorale decente per consentire, come ha detto Felice, di tagliare il modo nostro i parlamentari, mandare a casa chi non ci è piaciuto e scegliere finalmente chi ci è piaciuto. Perché guardate, c'è un altro motivo, e concludo, di metodo per respingere questa riforma costituzionale. Da un ventennio a questa parte ogni forza politica che ha raggiunto la maggioranza e quindi le leve del governo ha voluto lasciare un'impronta del proprio progetto di parte sulla Costituzione. Pessimo servizio alla Repubblica.
Non chiedo di tornare a quel velo dell'ignoranza che animava i costituenti, che non sapevano quali sarebbero stati i rapporti di forza e quindi hanno deciso solo sui contenuti della Costituzione, per garantire quel magnifico orologio di pesi e contrappesi che la Costituzione repubblicana. Ma io chiedo almeno di dissociare i contenuti, la valutazione dei contenuti della riforma costituzionale da quella che è la quotidianità politico parlamentare. E questo non è accaduto, solo così si spiega il voto inedito di questa riforma. Le prime 3 votazioni a maggioranza assoluta, la maggioranza che conoscevamo come giallo-verde, quindi Movimento 5 Stelle e Lega, e la quarta valutazione all'unanimità invece con il voto anche del Partito Democratico, che per 3 volte aveva votato contro. Cosa è cambiato la quarta valutazione per il Partito Democratico? È cambiato un contenuto della riforma costituzionale? È cambiato che sono finalmente arrivati quei correttivi di modifica dei regolamenti parlamentari delle elettorali che hanno chiesto? No, è cambiato soltanto che nel frattempo non anche il governo. E queste logiche di maggioranza politica e opposizione purtroppo tornano anche nella giornata elettorale, pessimamente assemblata con election day, perché naturalmente poi sentiamo in campagna elettorale, invece di parlare della Costituzione, di parlare dei rischi dell'una o dell'altra forza politica. Quando si vota sulla Costituzione ci si aggrappa ai principi. Dunque, passiamo alla fase degli interventi. Chiesto sarà che aveva più intervenire, ci sono 8-9 di intervento. Diamoci 3-4 minuti, cioè non dobbiamo dire perché poi facciamo replicare ai nostri relatori e alle relatrici. E a proposito delle relatrici, ho ricevuto un messaggio che ho letto soltanto di Paola Benizio, era la terza relatrice, che purtroppo non è tenuta perché è a casa con dei malori. Però non ha fretta, quindi non è un problema. Però non se l'è sentita, quindi si rischia, tenuto conto di quanto noi stiamo vivendo insieme. Allora, chiesto di intervenire quando parliamo dell'università di Siena. Fortemente si mette a centro, se no io posso anche parlare senza microfono. Io devo essere il 3%. Rapidissimamente mi ricollego agli ultimi 2 interventi. Al primo intervento io mi sono permesso di interrompere il relatore, facendo un accenno, un riferimento a uno dei massimi studiosi della scienza politica italiana, come la base di tutti i costituzionalisti, che era Giovanni Sartori. Io ho vissuto con lui gli ultimi momenti della sua vita e insieme ragionavamo sul fatto che allora già si parlava, 5-6 anni fa, prima che morisse, di una deputazione del Parlamento decapitato, linearmente, non prendo lineare, e lui diceva la società civile si scorderà di accedere in Parlamento perché le prime file degli apparatniki, i componenti dei partiti saranno sicuramente i più privilegiati. Questo che cosa significa? Significa richiamare un termine, un sostantivo che finora non mi spiace per gli ottimi relatori, ma non è stato richiamato, forse è stato solo dipinto, che è il problema della competenza del legislatore. Bisognerebbe fare degli esami a coloro che si presentano alle candidature, perché mai come in questo periodo abbiamo visto che l'incompetenza sta rinunciando maledettamente al paese. E rinunciare maledettamente al paese significa fare delle leggi o sbagliate e purtroppo delle cosiddette, quelle che chiamavamo i organizzatori delle leggi comode, quelle che il Parlamento approva perché le dirigenze dei partiti vogliono che si approvino. Io faccio riferimento a due leggi
Ho sentito dei numeri sulla sanità. Sulla sanità bisognerebbe non dare troppi numeri perché bisogna attingere alle voci istituzionali e credo che alcuni che sono già ancora in Parlamento non si ricordino della legge del 2013, la 147, che affida 50 milioni per 10 anni ai policlinici universitari privati. In Italia ce n'è uno solo che appartiene a Trastevere, oltre Tevere, insomma. E poi nella legge del 2009 102, ed è sul sito dell'ospedale Bambino Gesù, 42 milioni per l'eccellenza. I 42 milioni però sono moltiplicati per 10 anni. In pratica nel ventennio 2004-2024 noi pagheremo agli istituti clinici di Oltre Tevere circa 1 miliardo per risanare il loro deficit. Ora, nell'ultimo libro che ho scritto su salute e ambiente e diritti legati, con un illustrissimo costituzionalista che è il professor Pasquale Costanzo, abbiamo evidenziato che in buona sostanza il parlamentare che vota la legge di bilancio, siccome si fa riferimento alla legge di bilancio precedente, la quale fa riferimento alla legge di bilancio precedente, deve risalire alla vera natura di quello che sta votando, deve almeno leggersi 10 leggi di bilancio. Perché è chiaro che non solo la competenza, ma l'assiduità, l'attenzione è richiesta a un parlamentare che è degno di questa carica. Le leggi comode saranno adesso molto più facili perché il Parlamento sarà controllatissimo, non ci saranno voci dei non votati, la società civile si può dimenticare di partecipare al dibattito politico. Grazie. Io voto no. Adesso manca Daniele. Buonasera a tutti. Pensavo di venire con delle idee chiare, invece sono rimasto un po'... E invece mi trovo un po' dubbioso, perché ho sentito dei dati, ognuno, apriamo una parentesi, ognuno dà i dati come meglio crede, qualcuno dice un caffè... di studio, scusi, no, No, non dico a lui, nessuno serve prendere per fatti personali, parlo in modo generale. O qualcuno parla di un caffè, qualcuno parla di circa 300 milioni a legislatura, qualcuno parla di mezzo miliardo, scusate, 300 milioni all'anno o mezzo miliardo a legislatura, e in base a così le cose cambiano molto i pareri dei cittadini. Poi ho sentito le rappresentanze dei cittadini che vengono abbassate, e io la buonanima di non ricordo che lui diceva che nessuno si è mai sentito rappresentato in Parlamento. Quindi alla fine non so più a cosa credere. Alla fine io non faccio giurista, non faccio il costituzionalista, niente di che. Provo a guardare da cittadino libero in modo un po' distaccato e faccio 2 domande. Parto dal presupposto che l'Italia è una repubblica democratica. Una repubblica democratica significa che ogni individuo si deve impegnare per il bene della società. Questo vuol dire che non devono essere 1 migliaio di persone a pensare al bene dei 60 milioni di cittadini, ma che ognuno deve pensare al proprio bene, importante quanto il bene di tutti gli altri. Poi la rappresentanza dei cittadini, sembra che non esistano i consigli comunali, o se proprio pensiamo che un numero maggiore aumenti la rappresentatività, allora proviamo a mettere 500 consiglieri nel consiglio comunale di Sassari e vediamo il risultato. Io penso, ma è un parere personale come quello di ognuno di noi parte dalle proprie congetture, dalle proprie idee, dalla propria cultura, quindi ho fatto
presupposto che la qualità è data dalla qualità e non dalla quantità. Quindi, a mio parere, i cittadini si devono sentire rappresentati da se stessi. Nel 2020 magari superare le idee della delegazione della rappresentanza, della delegazione delle decisioni del vertice generale. Una cosa, perdone, non fa del personale, ma che a me dà fastidio è annientare l'uno fa uno. L'uno fa uno, facciamo una lista delle anime che sentimentalmente ci colpiscono, magari di quelle che colpiscono me è Piero Calandrei. E lui dice che uno vale uno è uno dei principi fondamentali della Repubblica Democratica, perché ognuno deve sentirsi parte dello Stato, dal più semplice cittadino, contadino, spazzino o giurista che sia, ognuno deve pensare al bene dello Stato come individuo. Quindi, a mio parere, un taglio dei parlamentari fa, a mio parere, ovviamente, fa solo bene, snellisce un procedimento che impiega da 1 a 1 anno e mezzo per fare delle leggi. Lo so, ma visto il taglio dei vitalizi che è successo, se scade la figlia piantando la burocrazia, quindi tagliare di stipendi a parere è un po' difficile. Comunque va bene, sul mio parere, penso che ognuno di noi si deve sentire parte di uno Stato e non dire che quelli che hanno il mio partito deve rappresentare, perché il razzismo non è solamente un piccolo relato, il razzismo è anche una cultura diversa, quindi quello della Lega, quello del PD, noi bisticciamo quando ci sono dei problemi abbastanza gravi da risolvere per il bene di tutti i cittadini, e quindi serve di smettere di dividersi da una parte o dall'altra, no, ho ragione io, allora iniziare a unirsi, a sempre discutere come si è dimostrato oggi in modo pacifico per arrivare a una conclusione che sia il bene generale della nazione italiana e anche del mondo, visto che la globalizzazione ormai sta per venire. Grazie a tutti. Devi schiacciare, se vuoi chiamare qualcuno, sei sempre ci sono già qua. Dopo presentando le ragioni del sì, sono proprio due. Perché chi è sposto della ragione del sì, secondo lei? Perché io dopo no, e dopo aver sentito la ragione del sì, sono proprio convinto. Votare no, perché chi è sposto della ragione del sì, si è contraddetto per la legge. Innanzitutto dobbiamo prendere esempio dall'America, che noi l'America è totalmente un sistema diverso dal nostro, che quindi è presidenziale e i suoi 100 senatori, la decisione prende il Presidente degli Stati Uniti, poi che chieda alle Camere, ai senatori e al Senato il consenso, perché fa semmai sono gli altri, per esempio, della cultura italiana. Ritornando alla legge elettorale, io penso prima di ritornare di legge elettorale, non sto dicendo che si fa una comunicazione, non sono un giurista, non sono un semplice umano, però penso che prima di toccare i senatori, cioè i rappresentanti del popolo al Parlamento, bisogna prima modificare quelli che sono i regolamenti del Parlamento e i regolamenti che gestiscono il Parlamento, e cioè se c'è una commissione di 50 senatori, 50 parlamentari, il regolamento va modificato, la commissione va diminuita, non è che vanno diminuiti i rappresentanti del Parlamento, non c'entra niente. Non c'entra niente, quasi dimensionata quella commissione, ma non possiamo diminuire i parlamentari. Non è detto che diminuendo i parlamentari si diminuisca anche la commissione, sicuramente la commissione deve fare sempre di 50 parlamentari. Allora, prima non vorrei modificare i regolamenti, prima aveva modificata la legge elettorale.
perché cioè, il Parlamento è l'espressione del popolo e quindi sono rappresentativi del popolo. Allora, secondo me, cioè, chi ci rappresenta nel Parlamento deve stare in Parlamento, non può per il 90% delle assenze in Parlamento. Poi lui si è difficoltato perché ha approvato una legge. Se il Parlamento ha aperto una materia alle 2 di sera, per una cosa nazionale, per una cosa per poi sapere internazionale. I parlamentari sono pagati per stare in Parlamento e lavorare in Parlamento, quindi sono pagati per fare questo. È una cosa ed è molto grave. Questo cioè, secondo me è questo. E lei stesso ha esposto Bergamo a vedere con 1 milione, abbiamo un milione di persone sardine. Ne abbiamo un 2006. Ora non credo che il numero di parlamentari che si impegnano da 15 ne abbiano 16. Quindi il numero di parlamentari non cambia niente. Secondo me qualche tempo è la legge elettorale il parlamentare non possiamo parlare cercare di diminuire il Parlamento. A questo lascio tempo spazio anche agli altri, adesso io voto no e continuerò a votare no. Alcune domande da parte di Francesco Carlieri. Sì, io ho ascoltato molto attentamente tutti gli interventi, anche molto attentamente le ragioni di sì, che ancora erano poco chiare, sinceramente, perché ho visto tra le principali motivazioni che avevo sentito finora il risparmio e la maggiore efficienza. Allora, non mi hanno convinto perché il risparmio, ripeto, stando al report ufficiale del Parlamento, commissione dedicata parla di 500 milioni lordi a legislatura, quindi 100 milioni l'anno. 57 milioni netti. Netti, esatto, però diciamo che ufficialmente sono molto pochi. Per risparmiare questa cifra basterebbe adattare gli stipendi parlamentari a quelli che può essere la media dei maggiori paesi europei, che in Italia prendono i parlamentari in media 4 volte lo stipendio medio in Italia medio, e in Germania, in Francia, in Inghilterra, in altri paesi prende 2 volte e mezzo. Quindi magari adattando gli stipendi, magari per incentivare la partecipazione a mettere una quota proporzionale alla presenza, aumentare il peso della gestione di presenza, magari. Questo è un maggiore risparmio, è una presenza che accide. Ogni problema con la sua soluzione. I 2 parlamentari, secondo me, dato che esiste il principio di sussidiarietà e di proporzionalità, quindi ogni problema, ogni istanza va affrontata a livello giusto. Quindi il fatto che ci siano stati consigli comunali, 20 consigli regionali che hanno un sacco di poteri, poi abbiamo visto che il regionalismo all'italiano ha creato un sacco di disparità, è un grosso caos a livello di funzionamento delle regioni. Anche molti costituzionalisti hanno criticato il sistema attuale della riforma del titolo quinto, quindi le regioni hanno in parte molta autonomia su materie, però allo stesso tempo devono ricevere molte risorse dal governo centrale. Quindi la divisione del potere non è da Stato federale come appunto gli Stati Uniti o la Germania. Se l'Italia fosse una repubblica federale avrebbe senso ridurre i parlamentari, perché le istanze del territorio e le risorse dei territori sono gestite a livello regionale. Ma non è così, l'Italia è una repubblica fondamentalmente centralista e le risorse e le istanze dei territori vengono discusse molto in Parlamento. Gran parte delle risorse vengono gestite al Parlamento o comunque a livello centrale. Perciò è fondamentale che più
rappresentanti siano presenti in Parlamento e di più voci dissonanti, più dialogo, ma anche più contrasti paradossalmente, servono proprio per arricchire il dialogo e per evitare omologazione, per evitare che solo i poteri forti, la vera casta, sia rappresentata in Parlamento, perché meno gente, meno parlamentari, vuol dire che ho meno teste pensanti, innanzitutto, meno possibilità di azzardo morale, quello che in economia molto studiato da John Nash, cioè io delego una persona e quella persona può agire di sua spontanea volontà differentemente da quello che è stato demandato. Questo è scomodo chiaramente per i partiti, che ci siano delle persone che vadano in maniera autonoma sul loro pensiero. Più controllabilità. Poi ho sentito qualcuno, parlando con gli amici appunto a favore del sindaco, no? Sì, ma meno parlamentari sono più controllabili, quindi ci saranno meno corrotti che cambiano sponda. Mio amico mi aveva fatto l'esempio di Mastella o di Scilipoti che avevano fatto cadere i governi. In realtà ora è anche più facile, perché, brutto da dire, se una parte politica volesse comprarsi i parlamentari, ne deve comprare di meno, un terzo di meno. Ogni parlamentare pesa di più in proporzione. Quindi questo secondo me è una riforma fatta più su un semplice taglio, senza nessun tipo di bilanciamento, senza nessun tipo di suddivisione diversa, senza nessuna maggiore efficienza, perché la scelta dei parlamentari viene fatta in maniera, con le liste bloccate, in maniera esattamente uguale. Non c'è nessun tipo di cambiamento in quello di bicameralismo perfetto, quindi di inefficienza del bicameralismo perfetto, che quello è uno dei problemi della lungaggine delle discussioni identitarie. Quelli non sono stati minimamente affrontati questi problemi. Quindi perché devo votare sì su una riforma che in realtà crea solo un danno di minore rappresentatività, a fronte di un risparmio veramente residuo? Quindi io sinceramente non sono stato tuttora alle ragioni del sì, se non la logica partitica del controllo. Grazie. Lo ringrazio del suo contributo. Allora, io mi chiamo Mario Figlio, per chi non lo sapesse sono un pregiudicato, nel senso che sono stato condannato a 4 anni di reclusione come capo ideologico di un'aspirazione che avrebbe dovuto staccare la Sardegna dall'Italia per rendere la Stato sovrano. Ho sentito all'inizio Luana Trina che criticava i movimenti indipendentisti, i quali direbbero che trattandosi di problemi italiani possiamo tranquillamente non occuparci. Io sono da molti anni il fondatore e il rappresentante del Fronte per l'indipendenza della Sardegna e sono convinto che noi dobbiamo mettere in atto una lotta di liberazione nazionale con tutti i mezzi che le circostanze storiche consentiranno e tenendo conto del comportamento dell'avversario. Il nostro avversario è l'Italia. In questo caso, sentite le ragioni del sì e del no, io personalmente sono più propenso per il no, ma i nostri aderenti sono liberi nelle loro scelte. In ogni caso, ciò che mi lascia molto perplesso è il fatto che qui oggi si stia parlando
qui a Sassari si stia parlando di questo argomento come se noi fossimo in Italia. Noi non siamo affatto in Italia, per quanto siamo tutti cittadini italiani. Noi siamo un'altra cosa, e si dovrebbe tener conto di questo fatto che siamo un'altra cosa. L'evoluzione e il comportamento italiano nei confronti della Sardegna non ha mai subito dei cambiamenti sostanziali. Da quando ero bambino c'era Mussolini, io sono stato figlio della Lupa e poi Barilla, e ad oggi i nostri rappresentanti a Roma in molti casi hanno rappresentato se stessi, non hanno rappresentato la Sardegna. Alcuni di loro sono andati a far carriera per gli anni, non sono andati a rappresentare la Sardegna. Quindi io non criticherei troppo quelle forze indipendentiste che dicono di volersi astenere. Sono comprensibili nei loro comportamenti. Ciò che invece non è comprensibile nei movimenti indipendentisti sardi è la mancanza di attività in senso indipendentista. Una lotta di liberazione nazionale, per quanto possa essere pacifica, è sempre una lotta, il che vuol dire che ciascuno deve prendersi delle responsabilità, deve essere incisivo nei rapporti con i governi italiani, perché se noi rimaniamo a questi livelli di chiacchieroni, nessun governo italiano potrà mai ascoltare i sardi. Noi abbiamo oltre il 60% delle servitù militari di tutto lo Stato sono in Sardegna. Come facciamo a convincere i governanti italiani a ridurle? Come facciamo a convincere i governanti italiani che bisogna sanare gli scempi che sono stati commessi in quelle zone dove ci sono le servitù militari? Noi non possiamo convincerli se non con l'azione, non con le chiacchiere. E l'azione anche pacifica significa assumersi delle responsabilità, significa correre i rischi di andare in galera e rischi anche di essere fatto fuori, perché lo Stato italiano nei confronti della Sardegna non ha alcun interesse, l'interesse semplicemente a tenerci buoni, a tenerci tranquilli, ma non ha l'interesse a far sì che lo sviluppo della Sardegna possa corrispondere a quello di altre zone dello Stato italiano. Quello che dico per la Sardegna non vale solo per la Sardegna, ma vale anche per molte regioni del centro-sud. Quindi ribadisco che ciò che manca e che io auspico per il quale farò tutto che è possibile è l'innesco di una lotta di liberazione nazionale per far diventare la Sardegna uno Stato indipendente. Per quanto riguarda le votazioni che ripeto, personalmente sono più propenso per il no. Tuttavia, anche chi ha espresso il suo favore per il sì ha portato alcune ragioni che non sono assolutamente per le quali si è molto a riflettere. Grazie. Grazie Mario. Come vedete, più voci aiutano poi a confrontarci. Mi sembra di essere in una stanza particolare dove tutto quello che ci succede fuori qui si è calmato e stiamo ragionando insieme, ognuno ci fa il suo punto di vista e con la prospettiva di, quello che diceva, di poter continuare a parlare in questa maniera, cioè anche pacata, anche dopo. Però c'è bisogno che decidiamo di istituire un tavolo di confronto che possiamo chiamare la nuova questione sarda, l'obiettivo di evolversi anche verso l'indipendenza. Sull'indipendenza ho un parere personale, i sardi da soli non riusciranno a diventare indipendenti. Se non si uniscono in una confederazione europea delle nazioni senza Stato e fanno una vera battaglia, anche di tipo federale, non c'è prospettiva, continuiamo a girare la contraria senza produrre nulla. Purtroppo ho vissuto da vicino all'interno di 15 anni nei movimenti indipendentisti siamo ritornati al punto quasi zero. Dobbiamo ricominciare da capo con un metodo diverso, ma non solo gli indipendentisti, noi tutti, ognuno di noi con il proprio parere,
sediamoci insieme argomento per argomento. Ognuno avrà le sue tesi su quell'argomento ci si confronta. Siamo anche capaci di evitare la confusione che ci circonda e che sta anche dentro il Parlamento, dove ci sono i nostri eletti. Forse abbiamo guardato scegliere, ma chi ci dà il curriculum ideale per poter eleggere delle persone? La democrazia ci porta alle candidature, quindi che nascono all'interno dei partiti, perché una democrazia non c'è. Allora, quindi aiutiamoci a modificare con pacatezza il nostro sistema. Poi, ognuno spinge veramente sui suoi obiettivi, non l'interesse dei sardi, perché se non pensiamo noi sardi al nostro interesse, è quello che ho in 40 anni di esperienza, non c'è stata una grande spinta dei sardi. Dobbiamo superare, non dico l'individualismo, ma ancora una nostra chiusura a cosa faccio. Vedete, stasera dovevamo fare scientifiche, funghi, campi e poi abbiamo destinato a Johnson. Poi la parola ha toccato ieri. Questa sera a tutti gli appunti presi che si sono appunti presi sono punti presi così punti presi io però qualche argomento senza dire che avere 140 anni ha avuto il piacere di sentire la voce del professore universitario Maurizio Pelligo, che con la sua impossanza anche verbale è stato condannato per avere attentato e quindi per avere avuto la capacità di attentare alla integrità del territorio dello Stato. Ciao Renzo. Il Presidente ha detto un intervento calzantissimo, penetrantissimo, ha rivelato che il Parlamento fa leggi. In senso formale è verissimo, in senso sostanziale assolutamente certo. In senso formale perché la normazione parlamentare oggi è una normazione che risulta esclusivamente passivamente ratificatoria della normazione governativa per decreto legge. Questa andatura, per così dire, cresciuta enormemente con i governi giallo-verdi, giallo-rossi, e comunque questa andatura è il portato di tutte quelle precedenti che hanno 40 o 50 anni di età, andatura normativa, cioè andatura della normazione che ha puntato a sostituire, che è riuscita a sostituire la legislazione parlamentare. Attraverso la normazione governativa. Perché? Io questo per poter cominciare a verificare su 5, così, e forse loro spenti da quelli che sempre quella persona
se la circoscritto come stile legislativo, la condizione normativa fondamentale. Cioè la funzione della legge è la condizione di ortografia della legge. Se mille parlamentari a scrivere la legge. Ieri sì, forse perfino il doppio, forse perfino il primo. Perché se la legge distingue la presentazione di violenza della creazione normativa dalle altre definizioni di formazioni rispetto alla primaria per la generalità della strategia, la legge generale in quanto generalizza la vita con generale statale. Generale strada e quando si generalizza se si appella e la presentazione delle istanze sociali è e quante più sono le istanze tanto più sono le rappresentanti e la totalità delle istanze non può essere rappresentata adeguatamente secondo i parlamentari non può essere fatta. Quindi la chiesa che sulle camere del lavoro della legge non sono totalmente politica normativa attuale. Esperienza normativa che è rivolta alla decretazione. Alla decretazione del prezzo che Ok. La seconda questione, si è detto rispetto non si è detto esplicitamente, rispetto alla rappresentabilità della totalità delle istanze sociali e quindi alla rappresentazione delle istanze sociali non sono si è detto. Però una logica della Costituzione credo lo stesso perché disse un deputato per ogni 80.000 abitanti, non elettori ma abitanti, e un senatore per ogni 200.000 abitanti. Questo fu ritenuto un numero magico, o comunque questo fu ritenuto un numero realistico, che ha assunto però il potere dell'energia. Divenne allora un numero magico, effettivamente, perché il rapporto tra istanze sociali e rappresentazione delle stesse giocava appunto in questa misura e in questa dimensione. Dopodiché la legge del 1963 è intervenuta sul numero magico concretamente per accrescerlo in quel momento di quello squadro mi sono avvicinato per ascoltare la voce. Io non so. No,
candidato non ha soggetto la comunicazione, io mi pretendo veramente in maniera un pochino discrepante, anche se avevo portato 4 appunti in una riflessione con il Teatro a Nuova Sardegna, ma data la mia età, che ormai si avvia a completare l'8º decennio, sono quindi più anziano della Repubblica stessa, credo di poter costituire, con tutto il rispetto per il professor Vignani, che con Vignani non mi succede nel 63, io credo che stavolta, la settimana che sta per concludersi, saremo chiamati in questa sede della Repubblica a pronunciarci su un atto non scandalosamente oltraggioso verso la Costituzione come altri ne sono stati, ma su un atto che è praticamente, secondo me, inutile. E allora sarà bene così fare sintesi e ricordare la storia di questa Repubblica, che io divido così per la mia milizia, piccolissima milizia politica da comunista, in un quarantennio che è quello che è stato segnato dal dominio democristiano, non certo rispettoso della Costituzione, e che si fa notare per la conduzione, la governance, la responsabilità limitata poiché avviene sotto il patrocinio dell'America. E il dato più saliente di quel periodo è la famosa convenzione del Partito Comunista Italiano, che pur essendo il secondo partito è costretto al suo elezione, è punta dalla posizione che non riesce a governare o perlomeno a poi rischiare alcune cose per la Repubblica Italiana. Qualche titolo, pieno di sotto della Costituzione, allora però si fa perdonare perché di fatto costituisce il periodo del mondo di unità che veniva lacerata dalla guerra distrutta, però lascia in sospeso un problema grossissimo che riguarda noi cittadini americani, la questione meridionale, la limitata come la voleva Antonio Gramsci, né più né meno. Quel periodo poi finisce con Mani Pulite e con non l'esilio, ma la latitanza di Bettino Craxi ad Hammamet, che però prima dell'Albergia lascia buona eredità ad un compare di merende che si chiama Berlusconi, che si fa notare per 41 leggi ad personam e diventa famoso per la tutela delle olgettine. Cade perché la Cassazione in un processo lo definisce dedito particolarmente a delinquere e cade da senatore e a lui subentra un altro tizio, una fattispecie di egopatico che si fa subito notare per il suo pseudonimo di rottamatore e che mette su un governo di famiglie dove i figli stanno tutti nelle istituzioni e i padri stanno tutti in banca e tutti con questioni delle Valentina delle aule iniziali. A tal proposito facciamo che una Berlusconi che in compito c'è la prima sconfitta perché voleva che si presentasse intanto all'inizia perché se riusciamo a dire alcune cose io credo che deve diventare praticamente tutta la vita italiana e la stessa Costituzione. Si può concludere la vita della Repubblica italiana per la lotta del passato continuo alla Costituzione. Inizia Berlusconi e il popolo italiano riesce a vestirlo. Lo segue il suo compagno che fa la stessa cosa, la stessa dinastia. Renzi, che addirittura vuole diventare la Costituzione radicandola di 47 articoli. Viva Dio, il popolo italiano, fatto di piccola gente come me, riesce ugualmente a ridimensionarlo. Questa volta ci si ripropone una riforma costituzionale che io avevo così incentrato per le mie poche nozioni su 3 articoli, 56, 57 e 59, e che invece l'avvocato De Rossi, che ringrazio, con la sua buona scienza, è riuscito a estendere alla pertinenza di altri 3 o 4 articoli. Io mi atterrò a quelle poche nozioncine che in questo periodo hanno connotato la mia propaganda per il no, perché il mio partito, il Partito Comunista, purtroppo senza legittimazione, non può dire Partito Comunista Italiano, voterà per il no. Però io dico una cosa, questo è un referendum che non si presenta con le stesse caratteristiche di gravità con cui si presenta
presentarono quello di Berlusconi e quello di Renzi, però si presentano caratteristiche di populismo veramente ancora più gravi. Mi devono spiegare i signori, non li chiamo i compagni, mi penso qualcuno era, del partito democratico, perché per 3 volte hanno detto no e oggi dicono sì. Io dico semplicemente che dicono sì perché la permanenza al governo è prioritaria rispetto a quella componente costituzionale che dice che vi deve essere una rappresentatività. A questo proposito, durante l'Assemblea Costituente, un grosso dibattito tra e Einaudi era per la operatività della Cina e della rappresentanza. Prevalse Terracini, che disse che siccome lui aveva appunto combattuto la resistenza, non è mai la rappresentatività l'aveva dovuta cancellare dal vocabolario, voleva che il popolo fosse rappresentato dalle istituzioni parlamentari. Ora, noi sappiamo che in questo periodo il concetto di politica è stato veramente devastato e i costumi nella presentazione delle istituzioni ancora di più. Per cui io dico, noi non abbiamo il problema di avere 1000 o 600 parlamentari, noi abbiamo un problema non di quantità ma di qualità. Quindi l'unica maniera per avere qualità nella rappresentanza sta innanzitutto nel varo di una legge, perché finalmente è una legge proporzionale che restituisce agli individui la scelta al cittadino. E in secondo luogo abbiamo bisogno, qua l'avvocato Bellucci forse di dare questo un bambinetto che dice di Tichinante, abbiamo bisogno di riscrivere l'articolo 54 che così come è stato concepito è un recitativo molto contenuto. Se l'articolo 54 prevedesse invece l'istituzione dalla vostra categoria di un albo dei parlamentari dove si dicesse che la persona a cui viene affidata, perché è importante quel verbo affidare, non è nominale, ma a cui vengono affidate nazioni pubbliche, deve attenersi e via un elenco di prescrizioni. Ove non dovesse attendere a quelle prescrizioni senza l'intervento della magistratura, il Senato, la Camera, come vengono gli organizzi, a mettere la mano per la professionalità dell'azione penale che rimane alla magistratura. Per queste questioni io credo che non sia una questione di qualità, ma di qualità. E quindi un partito di personalmente voterò no. Grazie. Io in realtà volevo rinunciare all'intervento perché avrei preferito, spero di non togliere troppo tempo ai relatori per sentire un po' le loro repliche, che sono sicuramente più importanti. Però, come sapete, come immagino che possiate sapere, io sono uno dei coordinatori del comitato Siamo Tutti Importanti, che insieme al Comitato per il No ha organizzato e gestito questa serata. E quindi io in questa veste volevo ringraziare davvero i relatori perché ci hanno consentito di acquisire delle informazioni, delle notizie sicuramente utili per il nostro orientamento. Volevo anche ringraziare tutti coloro che sono intervenuti perché hanno dato altrettanto lustro a questa serata con indicazioni che sicuramente meritano una risposta dei nostri relatori così importanti. Ora, io sono contento per parte mia per il fatto che anche questa sera è stata una sera di democrazia partecipata. Quando ci sono delle persone che si interessano agli argomenti che riguardano un po' tutti, che riguardano le sorti della comune, le sorti della nostra nazione, c'è sicuramente da mettere un segno più nella giornata. E oggi è stato per questo molto importante. Tra l'altro in un periodo particolare in cui l'affluenza del pubblico è sicuramente limitata anche per altre ragioni,
la vostra presenza anche fino a quest'ora è per noi un motivo di grande soddisfazione. Devo essere sincero, perché la verità va sempre premiata. Il nostro comitato non si è espresso politicamente, anzi ha organizzato questa serata proprio per acquisire informazioni per i nostri iscritti e anche per i cittadini in generale. Si è affiancato al comitato del nostro, sinceramente anche al comitato del sì, se questo comitato esistesse, però a Sassari non c'è e quindi non abbiamo avuto nessuna possibilità da questo punto di vista, dico per i rappresentanti del sì, perché l'avranno fatto volentieri, l'ho già preannunciato anche al senatore Micheli. Che ringrazio ovviamente perché insomma, hanno partecipato nonostante questo tipo di sbilanciamento nella presenza però visto che ho la parola, consentitemi 2 secondi per qualche ragionamento. Intanto devo dire subito questo: chiunque dovesse vincere non sono in palio le sorti della nostra nazione, a differenza di quello che poteva succedere in altre situazioni, no? Stiamo parlando di un aggiustamento della nostra Carta Costituzionale che comunque rimarrebbe in linea con, diciamo, l'ossatura, l'essenza, lo spirito della nostra Costituzione. Metto subito un piccolo problema: stabilire il numero dei deputati e dei senatori è un punto estremamente difficile, per cui io mi chiedo qual è questo numero ideale. È un problema che ci sono posti i nostri costituenti, ma è un problema che ci dobbiamo porre anche noi. Esiste un numero congruo? Qual è? Qual è il numero della rappresentatività sufficiente, o meglio ancora, la rappresentatività migliore? È difficile da stabilire, però attenzione, io dico questo perché non voglio arrivare agli estremi, perché se qualcuno dice che questo numero può assottigliarsi indifferentemente, beh, allora dietro l'angolo c'è l'eliminazione del Parlamento. E quindi dobbiamo stare attenti a non sottovalutare questo tipo di prospettiva. E vorrei stare al tema. Il tema è quello appunto della riduzione dei parlamentari. È giusto non parlare d'altro. Io capisco la necessità di chi sente che vorrebbe capire prima di tutto che risposta dare alla domanda referendaria, senza arrivare a questa risposta attraverso una serie di meandri che sono difficili da comprendere per chi non fa diritto, perché non si occupa delle questioni costituzionali tutti i giorni. E allora io mi cimento brevemente, solo per logica, sul quesito referendario e mi chiedo qual è lo scopo di questa riduzione dei parlamentari, perché è questo che dobbiamo. Cioè è utile se c'è un risultato che ci fa superare qualcosa che evidentemente non va bene. Si chiama riforma proprio per questo, è un superamento della condizione attuale. Ed è qui che dobbiamo rispondere, ed è questo il quesito che vorrei proporre ai nostri interlocutori così pregevoli. Io mi sono interrogato e vedo che la risposta più diretta potrebbe essere quella che riguarda l'efficienza del Parlamento. Meno siamo e più è facile prendere una decisione. Ecco, su questo siamo davvero certi che sia così, perché prendere delle decisioni non è tanto un problema del numero delle persone che prendono le decisioni, ma è un problema della qualità delle persone che prendono le decisioni. Non possiamo avere 100 persone illuminate, chiedo scusa, possiamo avere 500 persone illuminate oppure 100 persone disponibili. E il numero è neutrale, è completamente neutrale da questo punto di vista. Quindi mi sembra che sia davvero poca roba dire che funziona meglio con 500 anziché con 650, perché non allora con 300 o con 200? È un po' opaca questa spiegazione. Mentre io sono più, come dire, preoccupato di un rischio che si corre. Perché riducendo il numero dei parlamentari è fatale che si riducano anche le istanze che possono essere raccolte, perché il parlamentare è un collettore di istanze che provengono dal territorio.
questo mi preoccupa, perché bisogna sempre dar sfogo alle istanze che vengono dalle persone. La democrazia è sempre una sommatura, è sempre una aggiunta, non è mai una sovrazione. Io ho paura delle sovrazioni. I diritti vanno aggiunti, mai eliminati. Quindi da questo punto di vista a me sembra logicamente che, essendo questo il centrale, il fulcro centrale della discussione, tra i costi e i benefici, direi che i costi e i benefici sono più gravi i costi e sono pochissimi i benefici. Quindi io direi che da questo punto di vista, insomma, ci vorrebbe sicuramente qualche approfondimento. C'è il rischio che le minoranze vengano decurtate dei loro poteri, c'è il rischio che le istanze della società civile abbiano meno sfogo, ma soprattutto c'è il rischio, secondo me questo è quasi automatico, che i partiti abbiano maggiore presa sui rappresentanti che andranno in Parlamento e ovviamente cercheranno di tagliare fuori quelle persone, se tutti dopo la platea, quelle persone che sono preferiti. Quindi questo è un punto centrale di discussione che entra nelle cuore delle persone che vogliono ragionare questi temi di sviluppazione della democrazia. Allora, in realtà, io concludo con questo. Quello che dico ovviamente porta a capire che alla fine il no forse ha qualche chance di più del sì dal punto di vista logico, ma non mi faccio illusioni. Non mi faccio illusioni perché questo referendum nasce all'inizio dell'ascesa dei 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle. Io non nego di aver avuto simpatie per alcune istanze che provenivano dal Movimento 5 Stelle, però c'è il rischio che oggi il Movimento 5 Stelle abbia parlato alla pancia dei cittadini e la ragione vera di questo referendum non è quella che ho detto prima. Scusate. Onorevole, vi richiamo all'ordine. Quindi dicevo, la ragione vera non è per cui si fa il referendum, non è quella che abbiamo detto prima, quelle che sono state illustrate così bene dai relatori che mi hanno preceduto, ma è quella di punire la politica, punire il Parlamento, punire la casta. Ed ecco perché io penso che il sì abbia qualche chance in più di tutti. Io chiedo scusa, però se parlate io non mi sono finito. Benissimo, allora vi organizzate dopo perché così io finisco tranquillamente. Dunque, dicevo, il vero motivo per cui si fa il referendum è che c'è necessità, o c'era, perché ho datato quando è sorto questo referendum, c'era la necessità di punire la casta, oggi forse un po' meno, perché magari qualcuno è entrato dentro la casta, e quindi questa idea oramai è nella gente, e quindi la gente andrà a votare sì perché vuole punire la casta. Possiamo noi permettere una cosa di questo genere? Io penso di no. Sono contento di aver realizzato questa serata perché spero che almeno si vada a votare non per questo motivo. L'ultimo intervento, anzi il penultimo, perché se mi permettete ne dovrei fare uno di un secondo. Ermenida Dell'Unione. Allora, buonasera a tutti, rimangono sempre i migliori alla fine, ma è così che funziona, noi facciamo tanti convegni e sappiamo come funziona. Io sono Ermenida De Lobo, in questo momento rappresento il mondo dell'associazionismo, vivo il sociale, grazie a Dio non sono una costituzionalista, ho avuto il piacere di ascoltare altre persone qui che sono esperte della materia, quindi sono una cittadina che a un certo punto viene chiamata democraticamente a esprimere il proprio pensiero su quello che è il quesito del calendario. Mi ricordo direttamente, innanzitutto devo ringraziare questo signore che mi fianco, perché mi ha sicuramente arricchita di un passaggio che mi mancava,
perché votare no non è solo votare no, è quello che scatena dopo mi lasciava sempre un po' perplessa, perché non è, e qui torno al senatore Di Pelle, mi dispiace quello che ha detto, non mi trovo d'accordo. Rimanere sul pezzo non significa votare no, punto, cioè rimanere sul quesito referendario. E quello che poi ha come conseguenza, quello che andrà poi a incidere su quello che è la nostra esistenza, politicamente parlando, ma anche socialmente parlando. Se parlo dal punto di vista sociale, per me avere meno parlamentari significa avere anche meno voce su quello che riguarda la mia Sardegna, i problemi della mia Sardegna per quanto riguarda appunto il sociale. E ne abbiamo tanti problemi, e ne abbiamo tantissimi problemi. Quindi se io scendo come numero di rappresentanti all'interno di quel transatlantico, così si chiama? Sì, quella grande barca che è lì a Roma, significa avere, per me ovviamente, per quello che rappresento, le persone che rappresento, mancare veramente di dialogo. Già è difficile così. Sappiamo tutti come funziona. Il senatore Licheri mi ha ricordato un altro referendum che avete citato più volte, tutti i due relatori, che è quello dell'ultimo, credo che sia quello di Renzi. Io ho avuto la brillante idea di andare a sentire, quando fece l'intervento, a Sassari, al Teatro Verdi. Ero andata fiduciosa di sentire perché dovevo votare sì a quel referendum. Cioè, perché dovevo ascoltare piuttosto che l'altra parte che dicevano. Sono uscita molto delusa da quell'incontro perché è stato, ahimè, il governo 5 Stelle era PD, però è stato lo stesso. Bisogna votare così perché bisogna votare così. Ora, io cittadina responsabile delle azioni di quello che faccio, perché questo è, se vede una cosa del genere, che dopo un pochino mi sembra quasi il passetto che si muove, è quello che deve fare, non è così che funziona. Non me lo posso permettere. Rappresento veramente un mondo di sofferenza dove, mi dispiace, però se ho tanti rappresentanti, vuol dire che ho tante cose forti su cui accusare e non bisogno di questo in Sardegna. Togliere questo significa impoverirci, significa tornare indietro, non andare avanti. E poi, e questo mi collego con il dottor Brianna quando dice che uno è un discorso di qualità e mi trova perfettamente d'accordo, ma anche il fatto di seguire questo discorso di parlare alla pancia dei cittadini è una frase che si sente dire troppo spesso. Sembra quasi che se non siamo titolati non abbiamo diritto di pensare con la nostra testa, ok? E invece non è così. Il 5 Stelle in questo ha toppato già col reddito di cittadinanza che io ho contestato apertamente anche con una lettera scritta di Maio dove diceva, ha parlato prima di me la mia amica Marta che ha parlato del discorso della sentenza di comunità, dei costi delle sentenze di comunità. Io parlo di quello che quanto il discorso è quello del reddito di cittadinanza che ha buttato via milioni di euro, perché questa è la verità, nell'indifferenza totale. Perché non si è data dignità nella persona che avevano veramente bisogno, ma che in realtà non si è voluto vedere qual è la politica attiva del lavoro fatta a livello nazionale. Quindi sulla scia di questo io mi sento oggi, e lo sto facendo anche con le associazioni, perché sono anche presidente di un'associazione, con tutte le associazioni che la pensano come noi. Quindi sicuramente da parte nostra c'è un no secco di chiusura, qualsiasi forma di blocco a un dialogo più ampio con i nostri rappresentanti a Roma. Grazie. Siccome ci sono stati 17 interventi per il no e 3 per il sì, e credo che se interveniamo tutti e due perché io
a destra, basta. Meno. Non per Allora, però se non vogliamo limitare di quello che dice l'avvocato Micheli, perché siete venuti. Vabbè, però io non guardo mai l'orologio quando si parla, finché non si è finiti di esprimere completamente il proprio pensiero, viene male anche il sospetto. Ma siamo in Allora io ho casa. bisogno di un secondo per... Non faccio nessun intervento. Però Vincenzo devi andare al microfono perché sennò... No, parla voce alta. No, ma sta registrando. Devi andare lì, fare da bravo. Chiedo brevemente scusa. Un secondo, non faccio un intervento, mi sono rivolto a chi della mia politica mi fa molto più. Ho chiesto a Rino Formica in questi giorni intervistando sulla stampa e dare contenuto a questo dibattito. Io vi consegno il documento e ce lo vediamo con calma. Ho finito. Dobbiamo fare le conclusioni. Ci sono tre di conclusione. Sì, Milone, sì. Perdonatemi, prima di Milone ci sarebbe buono, perdonami. Assolutamente non c'è problema. Prego. Procedi, continuare. Giusto? Due parole. Secondo me la misura delle contraddizioni, no? Io questo intervento lo faccio proprio da indipendentista e quindi mi piace mettere in evidenza le contraddizioni dello Stato che lo rappresenta. In quei giorni, esattamente 3 giorni fa, si sono barricati 5 Stelle con PD in modo di disciplina al Senato. Ragionate su questo. Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi, a ciascuno avrei da dire qualche cosa, ma penso che anche alla fine dell'assemblea avremo dei momenti informali, diciamo così, di contatto, per non abusare, diciamo, della pazienza dei presenti ancora piuttosto numerosi. Quindi mi limito all'essenziale. Guardate che l'ha ridotto un caraino di Besostri è fondamentale. Cioè, il problema è, rispetto a questa scelta, a che cosa ci si avvicina e a che cosa e da che cosa ci si allontana. Questa è la questione. Ed è qui che sono nettamente dissenziente dall'Evito, per esempio, il cui intervento fu apprezzato perché dissento e nello stesso tempo lo apprezzo. Ma perché lui ha fatto un'analisi spietata, no? Dei meccanismi decisionali delle istituzioni della fase attuale. No? Nella fase attuale, con questo tipo di rappresentanza che noi abbiamo in questo momento, avrei delle cose ulteriori da aggiungere. Mi sono particolarmente piaciuti i tuoi riferimenti ad una burocrazia. Io vi segnalo un libro che è stato appena pubblicato intitolato ai capi di gabinetto, cioè come una sfera di funzionari, no? Attraverso degli scambi cada dopo esautorano in gran parte i poteri
esecutivo, che perlomeno in linea teorica poi è il Parlamento, in qualche forma, sia pure nei contadino del disponibile. Ed è questa descrizione che ho fatto che mi porta a essere assolutamente determinato benissimo e in parte anche a dissentire su una cosa che ha detto il mio collega benissimo. Perché vedete, la vittoria del no, che io ritengo probabile, addirittura qui poi si tratta, nessuno ha la palla di Stato, eccetera, per cui lo sappiamo, non fa fare un passo nella direzione della modifica di questo quadro terrificante che ci ha fatto venuto in maniera e quindi la vittoria del no semplicemente sa, questa è una valutazione secondo me molto difficile da contraddire, che le segreterie di partito che non a caso stanno facendo tanta fatica a pronunciarsi, no? Tutti che danno un colpo da una parte un colpo dell'altra, la Lega che dice sì, Giorgetti che dice no, insomma, partito per partito. In realtà spera di consolidare una situazione in cui decidono loro. Noi non sappiamo neanche chi sono questi numerosi parlamentari che in questo momento teoricamente non sappiamo chi siano. Lo sapevamo all'epoca della proporzionale, lo sapevamo anche all'epoca del martello. Io vi assicuro che i 200.000 elettori di Torino Mirafiori sapevano che erano rappresentati da me e se la prendevano con me. E il fatto che lo sapessero era un momento di forza mia, di indipendenza rispetto anche alle decisioni di partito e di gruppo. Quindi l'unico punto, mentre sono stato molto d'accordo così alla tua invocazione, per esempio, del principio di sussidiarietà, della valorizzazione, diciamo, del federalismo da sviluppare ulteriormente all'interno del nostro paese, non si può prescindere dalla questione della legge elettorale. Perché io voto per il sì, perché sono convinto che il no consolida la legge elettorale così com'è, caro delitto. Mentre esiste la possibilità che tecnicamente imposta perché la riduzione dei parlamentari obbliga comunque a mettere mano alla legge elettorale così com'è, teoricamente soltanto dal governo, ma lì è una scatola di Pandora che si apre e che offre delle possibilità di ribellione rispetto a quello che è il problema principale, che è quello dei nominati. O attraverso il premio di maggioranza o attraverso i listini. E non mi piace per niente che il mio amico e compagno, anche se io ormai sono da molti anni indipendente di sinistra, Zingaretti dica al Germanico, o persone a lui vicine, perché guardate che il Germanico prevede dei listini, solo che la democrazia interna ai partiti tedeschi funziona molto meglio che non quella interna ai partiti italiani, perché
che quell'articolo della Costituzione che prevede la democrazia all'interno dei partiti, non a caso non è mai stata attuata. E qui mi fermo, potrei parlare di piacere moltissimo di Stati Uniti, potrei soltanto raccontare delle palle della comparazione dei numeri dei diversi paesi, mettendoci dentro la Camera dei Lord piuttosto che assemblee di seconda istanza, eccetera. Ma tutto questo è secondario. Il problema principale è questa scelta specifica in quale direzione ci porta, se ci avvicina o ci allontana a quella città ucraina di cui non mi ricordo Chernikov, o se ci allontana da Chernikov. Secondo me il no ci allontana. Grazie. Grazie. Sì, veramente. Giuro. Mi sarò telegrafico. Penso un'incidenza della rappresentanza in qualche modo può essere assicurata da lui. Solo il fatto numerico, in questo senso il fatto numerico, che se fosse così, in realtà sappiamo tutti che è una rappresentanza che possa essere indipendente, che possa essere più la rappresentanza della qualità. Quindi questo è un po' un percorso che abbiamo seguito. E che cosa è successo? E adesso non parlo di qua, adesso parlano gli atti di tutte le commissioni parlamentari che si sono succedute, perché Mariano è una piccola casta, è la prima commissione del 98 e poi se ne sono succedute tante altre, sia parlamentari sia extraparlamentari, ricordate quella di D'Alema, e tutte hanno, siamo arrivati a questa conclusione che effettivamente il Parlamento fosse sovrabbondante. Quindi non è che non c'era il movimento 5 Stelle, cioè si è cominciato a dubitare e come ci si fa chiaro, sapete quando è accaduta questa riflessione? Quando a un certo punto ci si accorge che il candidato intervenuto era saltato completamente il collegamento. Cioè quando sono iniziato per esempio ad arrivare ai candidati multiple, cioè quando un solo politico si candidava a Salerno, a Reggio Calabria, a Cuneo e a Milano. E lì non c'era più, si è capito, non c'era più il collegamento con il territorio. Cioè il territorio non aveva più un proprio rappresentante. E quando è iniziato il fenomeno dei candidati catapultati da nord a sud, perché lì c'era il collegio più forte e quello era più debole, quindi lo mettiamo lì che c'è il collegio più forte. Questo era la fine. Questo era all'epoca è stata dichiarata la fine della territorialità, di cui noi già abbiamo così tanto parlato. E tutto questo perché è accaduto? È accaduto perché nell'alto numero, nella massa dei mille parlamentari, effettivamente dentro ci potevamo mettere anche l'ex calciatore del Milan, ci potevamo mettere anche il portatore scemo di voti, ci potevamo mettere la valletta o la velina o la partecipante come si chiama lì, alla casa del grande fratello, eccetera. Cioè abbiamo allargato il numero dei rappresentanti e a un certo punto ci siamo staccati, cioè si è staccato il legame che c'era tra territorio e candidato. E allora si è pensato, sono ragionamenti, allora che cosa si è pensato? Come possiamo nuovamente riportare il candidato al territorio? Noi come Movimento 5 Stelle ci siamo posti una regola interna, cioè abbiamo detto il candidato deve avere il certificato di residenza del collegio per il quale dice di essere un rappresentante, ma abbiamo dovuto ovviare ad una mancanza con una regola
una regola interna. Come possiamo fare? In modo assolutamente semplice. Leviamo quella fetta di parlamentari che a Roma non vanno a fare nulla. E allora, proviamo a fare questo ragionamento che è estremizzato naturalmente. La provincia di Sassari avrà la possibilità di mettere un senatore. D'accordo? Allora, a questo punto i partiti, come ho detto, i partiti metteranno l'ex calciatore. Che cosa ho detto? L'ex calciatore, la velina e il portatore di voti è una persona capace e preparata. I cittadini, sapendo che quello è il seggio, e quella è la persona che avrà davvero a rappresentare quella è la persona che andrà davvero a portare la tua esigenza territoriale. I cittadini che cosa sceglieranno? Il calciatore del Milan o della Juventus? O cercheranno il proprio concittadino preparato e capace? Non ci sarà più posto per le partite, cioè i rappresentanti saranno più importanti e questo giudizio di importanza lo percepiranno prima i partiti e lo percepiranno i cittadini. In questo momento dovete saperlo, dentro la massa dei 1000 parlamentari si nascondono gli sfaccendati. Non ti devo dire. C'è il signor Angelino che mi sta facendo il lavoro a casa della cucina, il quale mi ha detto una cosa che è saggissima, come spesso è la saggezza popolare. Mi ha detto in questo momento perché siamo in 3, ma se mi vuole che lavori perché sono senza cucina, se mi vuole io posso portarmi anche 3 operai in questo cantiere, ma guardi che 3 operai non saranno che giungono nulla, ma addirittura me lo leggano anche che ci stanno già lavorando. Quindi Mariano, la valutazione di quello che è il numero è certo difficile, tant'è che i nostri padri ci hanno valutato, che Pietro dice no, più è alto il numero e più noi possiamo effettivamente rendere il Parlamento più efficiente. Dopo finito, il Parlamento non fa delle leggi, perché il Parlamento in questo momento è subalterno, credo che abbia usato questa parola, è subalterno al governo. Ma allora delle due l'una, o noi abbiamo portato 1000 parlamentari a Roma completamente deficienti, deboli, allora oppure c'è qualcosa che non fa lavorare questi 1000 parlamentari. Lasciamo stare il principio vale uno, la pancia, lo slogan, i barbari, i grillini, eccetera. Però delle due l'una, o abbiamo messo 1000 deficienti, oppure evidentemente queste 1000 persone non sono in grado di poter lavorare. Cioè stanno dentro un sistema che forse abbiamo disatteso ci sia. Scusate, una piccola solo sulla legge elettorale, quello che è stato approvato in commissione mi sembra che sia ancora a liste bloccate. Allora in principio volevamo dire il Brescello mi sembra che rimanga a liste bloccate. Non c'è l'emendamento che abbiamo presentato. E poi detto questo non si però sono d'accordo con il discorso di Giancarlo Rigore. Il mio problema è barattare. Mi sembra che in ogni caso avete rovesciato la questione che non si doveva parlare della legge elettorale perché era fuori tema, mentre invece è il punto centrale. Ma anche per una ragione semplice, che è la Costituzione articolo 72,4 dice in materia, non singole leggi come le altre, costituzionale e elettorale si deve procedere con legge ordinaria e invece non si è fatto, e in modo particolare devo dire che non è stata la destra o i 5 Stelle chi ha cominciato a rompere questa regola, era per approvare l'Italicum la Presidente Boldrini che ha posto 3 voti di fiducia per far passare l'Italicum, creando il precedente che poi è servito anche per il Rosatellum di ben 8 voti di fiducia su quello. Però almeno quei voti di fiducia sono stati dati articolo per articolo. Questo governo ha fatto passare delle norme di carattere elettorale, le elezioni e così via, con un voto di fiducia. Una
comunicazione anche il primo comma dell'articolo 72, cioè guardiamo le cose, la speranza è questa, questa legge. Scusami, perché io non ti seguo, perché allora o io mi sono La distratto. Corte Costituzionale ti ha dato torto. Su cosa? Su cosa? Nel Ma hai merito, dovuto adeguare, no? no, la Corte Costituzionale non nel merito non è entrata. E l'ultima questione che ha fatto Mattarella su un'altra legge. Io avevo fatto promessa a me stesso che sarei venuto qui e avrei parlato della riduzione del numero dei parlamentari. E io adesso ti dico anche sul numero dei parlamentari, perché io sono assolutamente favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari, l'ho già sostenuto, ma non come è stata fatta. Perché lì ci sono dei parametri molto precisi, non l'algoritmo o l'altra questione. Noi dall'Europa stiamo aspettando 230 miliardi per l'Europa, che sono quelli che servono e che tengono insieme con il vero di questa maggioranza, perché non ci fossero stati soldi, penso che questa maggioranza già sarebbe solo. Noi quando abbiamo approvato i trattati europei, esattamente il trattato delle comunità europee, che su questo punto non è mai stato modificato, ci sono un principio sulla rappresentanza e anche quel Parlamento europeo che prevede delle deroghe per gli stati più piccoli, perché sennò altrimenti Malta, Russia dovrebbero avere al massimo 1 o 2 deputati, che dice fatti salvi i parlamentari che hanno il numero minimo, che allora è 6, gli altri, il numero da attribuire agli stati deve essere tale da consentire un'adeguata rappresentanza della popolazione. Un concetto che è anche semplice, scusate. L'Italia, insieme alla Francia, ha 60, qualcuno 63 milioni di dietro l'Italia della Francia, c'è la Spagna che ce n'ha 46 milioni di abitanti. Davanti c'è la Germania che ha 80 milioni di abitanti. L'Italia si trova a metà per questo. Vogliamo tenere un criterio che c'era. La Spagna ha 450 abitanti, la Germania 709, adesso andiamo a 700, 700 più 450 fa 1150, 575. Era una cifra sul quale ragionare non con i tagli lineari, e che sono quelli che poi si voleva, il primo motivo iniziale, il risparmio di spesa. Ma c'era un altro criterio puramente italiano. Questa riforma è stata fatta in fretta per dire che si legifera col cacchio. La prima approvazione è stata fatta nel febbraio 2019, l'ultima approvazione, una legge costituzionale che tocca a cuore, nell'ottobre 2019, sono 8 mesi, in realtà 5 mesi, perché tra la deliberazione e l'altro devono passare almeno 3 mesi. Ci sono tante leggi che sono state approvate in 7 giorni, quello sul finanziamento del partito, perciò il numero del sistema di canale in centro, e poi le leggi approvate in 14 giorni, anche recentemente, con i voti di fiducia si è ridotto il numero. Se noi vogliamo fare una cosa sensata, perché noi per la prima volta, essendo le cose fatte un po' alla carriera, la Val d'Aosta non ha più la garanzia matematica di avere almeno un rappresentante. No, non puoi andare in giro per l'Italia a dire che la Val d'Aosta rischia di non avere un rischia perché non ha più la garanzia tu matematica. conosci molto bene quelle che sono le applicazioni del principio, perché tu conosci il caso per esempio della Basilicata. Il caso della Basilicata ha una proporzione eletto ed elettori che è 1/3 di quella della Sardegna. Infatti la Basilicata ha un senatore in meno, noi abbiamo un senatore in più, nonostante abbiamo una popolazione 3 volte superiore a quella Basilicata, perché il legislatore naturalmente ha messo in sicurezza la rappresentanza della Basilicata. Cioè, questa, non fai tu informazioni in questa maniera, tu vai a spargere il terrore. Se dici che una regione delle 20 regioni italiane non entra in Senato, non l'accetto. Ho detto, mi sembra perché glielo garantisce la Costituzione.
ma se io dico parlo dei deputati, mi parlo del Senato, scusa, di cosa stiamo parlando? È un problema di garanzia matematica. Perché la Val d'Aosta ha 126.000 qualcosa. Se il quoziente intero è di 151.000, Ma il quoziente cambia, ti ho appena fatto il caso della Basilicata. Per la Basilicata il quoziente è diverso da quello sardo, perché il legislatore ha preso in considerazione che la Basilicata non per la Camera dei Deputati, non per la Camera dei Deputati. Allora, io ti posso consentire tutto, ma non di dire il fatto. Nella Camera dei Deputati c'è una regola non modificata, articolo 56,4, vengono attribuiti in proporzione alla popolazione in base ai quozienti interi o ai maggiori resti. Con questa modifica fatta così, alla Carlona il resto maggiore della Val d'Aosta serve finché non ce n'è una che ha un resto maggiore. Io dico questo, la garanzia matematica non c'è più. Io dicevo, questo l'ho introdotto per introdurre un criterio di riduzione del parlamentare che teneva conto del fatto che con un provvedimento fatto ad hoc fino dalla Costituente veniva assicurato. Allora, facendo il quoziente intero pari a 125.000, noi avevamo una riduzione a 475 deputati. Era possibile fare una riduzione rispettando la Costituzione. Se non si rispetta la Costituzione, quella direzione che prendi non ha molta importanza. Già con Migone, perché questo c'è. Se vuoi parlare della riduzione della Basilicata, parliamo anche di quello del fatto che in Sardegna ci vogliono 328.000 saldi per fare il senatore. In Trentino Alto Adige ne bastano 170.000 e 500. Come si è spiegato questo? Non c'è nessuna spiegazione. No? Allora, non c'è nessuna spiegazione perché questa cosa non è in nessuno dei progetti di legge per la riduzione del Parlamento. È stato introdotto con un emendamento che non è stato approvato. Perdonami, scusa, se tu non cambi la norma di Costituzione, è ovvio che poi non puoi mica toccare le rappresentanze. Prima devi fare la riforma e poi naturalmente ti assicuri della rappresentanza in Parlamento. La diretta è finita, grazie mille a tutti.